Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì, siamo in diretta come sempre. In primo piano la cronaca continua, purtroppo la scia di sangue sulle strade del Veneto, l'ultimo incidente in ordine di tempo nel Veronese, un uomo di 48 anni è rimorto in un incidente stradale avvenuto ieri sera alle 23 a Somma Campagna. La sua auto, per cause ancora al vaglio della parte della polizia stradale, ha perso il controllo finendo in un fossato con circa 20 centimetri di acqua. Il conducente è stato sbalzato fuori dal mezzo morendo all'istante, mentre il passeggero è stato liberato dalle lamiere in cui era incastrato dai vigili del fuoco arrivati dal distaccamento volontario di Villafranca e da Verona con 7 uomini e 2 mezzi. Il ferito è stato affidato alle cure dei sanitari. Ed ancora un grave incidente ieri sera a Conegliano tra un'auto ed una moto, entrambi i mezzi hanno preso fuoco. Prima lo schianto, poi le fiamme che hanno avvolto entrambi i mezzi, ripresi dai testimoni atterriti. E l'arrivo in emergenza dei vigili del fuoco e dell'ambulanza del SUEM. C'è un 37enne grave in ospedale a Treviso dopo l'incidente avvenuto poco dopo le 21 di ieri a Conegliano. È il Centauro che si trovava in sella alla moto finita per cause da accertare contro una Golf guidata da un 30enne. L'auto stava per entrare nel parcheggio di un locale quando è sopraggiunta la moto dalla direzione opposta, lungo la Pontebana. Impatto violentissimo, il 37enne è stato sbalzato diversi metri in avanti, mentre in pochi istanti entrambi i mezzi hanno preso fuoco. L'automobilista ferito leggermente ha fatto in tempo a uscire dalla vettura prima che fosse troppo tardi. Molto gravi invece le condizioni del Centauro, intubato e trasferito d'urgenza all'ospedale Cafoncello, mentre i vigili del fuoco hanno spento il rogo che ha distrutto auto e moto. Sul posto, per i rilievi, sono giunti anche gli agenti del commissariato di Conegliano. E ci sarà oggi l'autopsia invece sul corpo del 17enne che è morto travolto da un'auto a Paese in via Olimpia mentre rincasava. Sentiamo. Davide, figlio e amico che ci ha lasciato. È il messaggio che incornicerà la veglia stasera nella chiesa di Morgano. Presenti amici e cittadini per ricordare il 17enne morto nel tragico schianto di Paese domenica sera, quando in sella al suo scooter è stato travolto dall'auto di Samuel Seno, il 28enne agente di polizia ora indagato per omicidio stradale e che si è messo al volante con un tasso alcolico fuori norma. Un dolore che continua a sconvolgere tutta la comunità. In queste ore intanto il medico legale sta eseguendo l'autopsia sul corpo del 17enne, un atto dovuto disposto dal pubblico ministero per avere un quadro completo di ciò che è avvenuto in via Olimpia a Paese. Solo ad accertamenti completati sarà possibile fissare la data dei funerali che si svolgeranno probabilmente all'inizio della prossima settimana. E parliamo anche della polemica che avete sentito in questi giorni dopo l'adunata degli alpini a Rimini con le accuse di molestia da parte delle Penne Nere, e ne parliamo assieme al sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Sindaco, Penne Nere insomma al centro di questa polemica, Penne Nere che siamo abituati a vedere sicuramente in un'altra veste, con un'altra forma, le abbiamo sempre visti insomma come gli uomini più vicini ai cittadini. Che cosa sta accadendo, Sindaco? Sta accadendo una vergognosa strumentalizzazione a carico di un corpo che per colpa magari di poche persone ne sta rimettendo in termini di immagine. Io sono stato giù 2 giorni, sabato e domenica, a girare tra i nostri alpini, stare con loro, e vi posso garantire che personalmente non ho assistito, ho fatto 25 km a piedi in 2 giorni, a strane scene, cioè c'era molta festa, molto divertimento, lo spirito degli alpini che conosciamo bene, con cui noi sindaci, io posso parlare tranquillamente a nome di tutti i sindaci del territorio di Vicenza che hanno condiviso con me questa presa di posizione, noi siamo ben consci di quello che fanno gli alpini con i loro gruppi, in tutte le nostre comunità che hanno fatto in questi anni ma che continueranno a fare, sia in termini di solidarietà che di messaggio di pace in questo momento anche particolare in cui abbiamo una guerra alle porte dell'Europa. Quindi da questo punto di vista siamo tranquilli. Poi è chiaro che vanno condannati i gesti di coloro che
usano molestie, violenze, anche solo verbali, nei confronti delle donne. Questo è un tema inaccettabile e va condannato, va denunciato. Poi saranno gli stessi alpini ad individuare i responsabili, se riusciranno ad espellerli dalla loro associazione. Ecco, Sindaco, si parla addirittura di una sospensione delle adunate. Ma guardi, noi a luglio abbiamo l'adunata del Triveneto ad Asiago, quindi a pochi chilometri da Vicenza, in montagna, e non abbiamo nessuna intenzione di sospendere alcunché. Stiamo organizzando, stiamo dando una mano come provincia ad Asiago per ospitare i nostri alpini e riteniamo che le adunate non debbano essere assolutamente sospese, perché è il riconoscimento al lavoro in tempo di pace, in tempo di guerra, per il passato fortunatamente, a un corpo che tra l'altro prevede l'adunata in numeri eccezionali, cioè a Rimini c'erano 450.000 persone, quindi capite che stiamo parlando anche di una festa a tutti gli effetti che dura diverse giornate. Il sindaco di Rimini, per fare un esempio, ha lodato quanto è stato fatto di bello in quei giorni a Rimini, condannando ovviamente gli episodi che ci sono stati, ma ricordando che sospendere una adunata non è certo la soluzione alla maleducazione, alla mancanza di cultura del rispetto della donna, e sarebbe una sconfitta per tutti. Ecco, fra l'altro, insomma, mai era accaduta una cosa simile prima di questa adunata nazionale e sono arrivate anche le scuse del presidente nazionale degli alpini, che dice, insomma, ovviamente certi atteggiamenti, certe molestie non sono ammissibili da nessuna parte, non dagli alpini ma proprio da nessuna parte. Assolutamente, ha fatto bene il presidente Fabero a prendere le distanze e a condannare, a chiedere le scuse, però non va colpevolizzato un intero movimento, un intero corpo militare che sta dando tanto alle nostre comunità. Parliamo da sindaci e siamo stati peraltro tutti i sindaci accolti molto bene in alcune giornate di festa. Devo altresì dire che fenomeni del genere stanno accadendo purtroppo in tante occasioni. Ricordo il Capodanno a Milano, le polemiche che ci sono state, ricordo all'Eurovision l'altro giorno l'accusa di molestie nei confronti di alcuni ballerini, quindi c'è un problema proprio culturale evidentemente da parte di alcune persone che per maleducazione, per mancanza di cultura, per ignoranza e a volte per anche una forma di bullismo si lasciano andare ad atteggiamenti assolutamente da condannare. Insomma, su questo non ci devono essere dubbi, però gli alpini devono continuare a svolgere in serenità le loro attività. Sindaco, parlando anche di un altro argomento, la sicurezza, un altro degli argomenti insomma tanto vicini ai cittadini, un cambio di marcia importante nel territorio con varie espulsioni, con varie iniziative, insomma questo importante per la percezione della sicurezza anche per i cittadini. Sì, a Vicenza stiamo applicando delle politiche della sicurezza importanti che sono fatte di investimenti, di ampliamento della videosorveglianza, del targa system, quindi monitoreremo anche le vie di accesso della città, le vie di accesso principali della città, quindi ci sono investimenti importanti. Dall'altra devo dire che quando abbiamo a che fare con esponenti della prefettura o della questura, delle forze dell'ordine, con cui c'è un'ottima collaborazione e sinergia quotidiana e semplicemente vengono applicate le norme del testo unico della pubblica sicurezza oppure quello sulle espulsioni, le cose poi funzionano meglio. Abbiamo chiesto che venissero applicati gli allontanamenti coattivi di persone pluripregiudicate, quindi non persone che si vogliono integrare nel nostro territorio, che vanno assolutamente rispettate e aiutate a farlo, ma persone che hanno commesso delitti anche gravi ma che viaggiano nel nostro territorio in maniera molto libera. Il questore di Vicenza, come autorità della pubblica sicurezza, sta applicando le norme e sta accompagnando alla frontiera, quello che dovrebbero fare in tutte le città d'Italia, queste persone affinché vengano rimpatriate nel paese d'origine ed eventualmente anche scontare le pene nel loro paese di origine. È una cosa che chiediamo da anni, abbiamo capito che si può fare, è una questione di volontà.
Ecco, l'attenzione è alta adesso, soprattutto con l'arrivo dell'estate, perché insomma sappiamo che purtroppo uno dei reati più fastidiosi è quello proprio e più cattivi sono quelli proprio dei furti nelle case. Tornano ovviamente le raccomandazioni anche da parte delle forze dell'ordine a stare attenti e non abbassare la guardia, perché insomma purtroppo nonostante tutte le iniziative, nonostante le forze dell'ordine sulle strade, ovviamente i colpi e i furti rimangono. Abbiamo visto nel Trevigiano, ce ne sono stati diversi. Beh, uno dei furti appunto è uno dei reati più frequenti in assoluto. Stiamo facendo anche molta informazione con i carabinieri, ad esempio presso varie zone della provincia, in vari comuni, nei quartieri, per insegnare ai nostri anziani a come riconoscere la presenza, ad esempio, di un truffatore o di una persona che si infila in casa per tentare di portare via cose di valore. E questo è un approccio che abbiamo portato avanti, che stiamo portando avanti nei quartieri, ad esempio a Vicenza, grazie ai carabinieri di Vicenza. Dall'altra va detto che stiamo aumentando i controlli sul territorio con le pattuglie. Fortunatamente cominciano ad arrivare anche rinforzi per gli organici di polizia, carabinieri, ma già a giugno sono previsti diversi arrivi sia in città che in provincia, e abbiamo bisogno di più forza dell'ordine sul territorio. Su questo non ci piove, quindi uno sforzo del governo che deve collocare sui territori in tutta Italia, in realtà chi più chi meno, personale nuovo, giovane, che possa poi anche essere in strada e quindi pattugliare e dare quel senso di sicurezza percepita, non solo reale, che i cittadini chiedono. Ecco, lei ci diceva appunto tante le iniziative anche da parte dell'amministrazione comunale proprio per dare più sicurezza anche alla gente. Sì, dobbiamo essere visibili, dobbiamo essere vicini alla gente. Noi abbiamo cominciato dei servizi a pattuglie da 2 agenti polizia locale, ma visto che è partito anche la Polizia di Stato, i carabinieri a piedi nei quartieri. Abbiamo cominciato da alcuni quartieri che hanno qualche difficoltà in più, qualche criticità in più, e devo dire che i cittadini sono contenti di vedere la presenza delle forze dell'ordine a piedi nei quartieri, perché è proprio quel vigile di prossimità che permette di avere un contatto diretto con le persone. Ecco, non so se la regia riesce a mandarlo in onda. Abbiamo fatto un servizio proprio sui controlli straordinari interforze proprio nel comune di Vicenza, con il bilancio proprio dell'operazione che hanno identificato quasi 400 persone. Sindaco, lo vediamo insieme e poi lo possiamo commentare. Un cittadino dello Sri Lanka, privo dei requisiti di permanenza in Italia, è stato trasferito dalla polizia al centro di permanenza di Gardisca di Sonzo per essere rimpatriato con il primo volo disponibile. È quanto ordinato dal questore a seguito degli ultimi controlli straordinari del territorio eseguiti nelle ultime 2 serate nel comune di Vicenza. Non solo, ha disposto altri 7 decreti di allontanamento dal territorio nazionale per altrettanti stranieri di origine africana ed asiatica, tutti con precedenti penali. 60 agenti interforza hanno passato al setaccio i punti caldi del degrado in centro storico e nei quartieri San Pio X, Viale Verona e Corso San Felice. 373 le persone identificate, di cui 140 stranieri, 59 con precedenti penali. Controllati 117 veicoli e 12 esercizi pubblici. Con l'arrivo della bella stagione sono stati aumentati i controlli nei parchi pubblici e nelle aree all'aperto, maggiormente frequentati dai cittadini, che hanno segnalato situazioni di criticità alla questura. A conclusione delle operazioni sono stati adottati inoltre altri provvedimenti, di cui 8 fogli di via obbligatori dal Comune di Vicenza verso i rispettivi comuni di residenza di 8 soggetti con precedenti di polizia, 9 avvisi orali per soggetti con precedenti connotati da una spiccata pericolosità sociale. Sindaco, dunque, insomma, risultati che si fanno vedere. Sì, come le dicevo prima, cioè se c'è la volontà le cose si riescono a fare. Le norme non sono perfette, andrebbero ovviamente modificate e migliorate dal Parlamento, ma già con quelle che abbiamo, se le espulsioni diventano effettive, se quindi nei centri, hanno parlato di Gradisca, ma ce ne sono anche altri, a Torino piuttosto che in Sardegna, se i centri funzionano e poi gli rimpatri funzionano, bisogna intervenire e realizzarli, perché ogni persona che rimane qui pluripregiudicata a delinquere sul nostro territorio è una sconfitta prima di tutto dello Stato, evidentemente. E quindi devo ringraziare il signor Questore, il signor Prefetto, il comandante di Carabinieri, Polizia, insomma, e
e soprattutto le guardie di finanza, che mi stanno dando una grossa mano a dare questo segnale, quindi con controlli, espulsioni, arresti. È fondamentale dare un segnale ai vicentini e ai cittadini che lo Stato c'è e funziona, e questo è quello che ci chiedono. Sindaco, io la ringrazio Grazie davvero. A voi. Grazie e buon lavoro, Sindaco, grazie. Grazie. Una notizia che arriva sempre da Vicenza. I finanzieri del comando provinciale di Vicenza hanno donato alla Caritas diocesana vicentina oltre 500 articoli tra calzature, camicie, polo, pantaloni confiscati. Nello specifico i capi erano stati sottoposti al sequestro nel 2013 nel corso di un'attività di indagine finalizzata al contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti nei confronti di un'impresa vicentina con sede nel capoluogo. Esauriti i 3 gradi di giudizio con sentenza definitiva e di condanna, considerato che i capi sarebbero contraffatti, non sono però dannosi per la salute, i militari hanno richiesto all'autorità giudiziaria di valutare anche in merito alla crisi russo-ucraina l'opportunità di donare gli articoli all'associazione Onlus della Caritas diocesana vicentina. E rimaniamo sempre nel Vicentino con la cronaca, minaccia una donna con il coltello durante una lite di Arzignano. Vediamo se riusciamo a vedere il servizio, e su questo fatto sono intervenuti i carabinieri. Arzignano ha minacciato una donna con il coltello ed è stato denunciato dai carabinieri per minaccia aggravata e porto abusivo d'armi, un 50enne di Arzignano. Tutto è successo l'8 maggio, quando alla centrale operativa di Valdagno è arrivata la segnalazione di una lite in atto in Viale dello Sport. Un uomo stava minacciando una donna di 45 anni con un coltello. Arrivati sul posto, i militari hanno identificato i due e dopo la perquisizione hanno trovato nella disponibilità dell'uomo un coltello di oltre 20 centimetri che è stato subito sequestrato. L'uomo condotto in caserma è stato denunciato per le minacce e il porto abusivo del coltello. E continuiamo con la cronaca, perché nel carcere 2 Palazzi, ora siamo a Padova, questa mattina si sta svolgendo l'interrogatorio di garanzia per Stefano Fattorelli, l'uomo che martedì ha tentato di uccidere la moglie da cui si stava separando. Solo la forza di volontà di una donna che vuole vivere a tutti i costi e il fatto di trovarsi in una casa con possibilità di fuga. Questo ha permesso alla 51enne operatrice sanitaria aggredita dal marito, ora in carcere, di salvarsi. Stefano Fattorelli, accusato del tentato omicidio della moglie da cui si stava separando, non ha colpito la donna solo alla schiena con una coltellata, ma le ha inferto numerosi colpi anche al torace e in una zona molto vicina ai polmoni, colpi in grado di uccidere. Prima di crollare a terra, la 51enne ha lottato, fuggendo nelle stanze della casa e riuscendo ad aprire il portone d'ingresso per dare l'allarme ai vicini. Sul suo corpo molti lividi, prova tangibile di una colluttazione, un'aggressione che sembra una fotocopia di quella che Stefano Fattorelli mise in atto nel 1999, quando uccise la compagna di allora, Vilma Marchi, 50enne, aspettata fuori da un cimitero di Grezzana nel Veronese, fatta salire in auto e uccisa con 33 coltellate. Per questo delitto aveva scontato 6 anni di carcere, poi nel 2011 era tornato in cella con l'accusa di stalking nei confronti di una psicologa del carcere che si occupava della sua rieducazione e con cui aveva allacciato una relazione. Ora le condizioni della 51enne sono stabili ma ancora gravi, nonostante sia stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico in azienda ospedaliera. La storia con l'attuale compagna si era conclusa da poco, intorno al 20 di aprile. In questo periodo iniziano a comparire sul profilo Facebook dell'uomo messaggi infamanti e carichi di odio, un'escalation culminata con l'aggressione di martedì all'interno della loro abitazione di via Cafasso all'Arcella. E rimaniamo a Padova, un'auto contro una pompa di benzina, incidente in tangenziale nel pomeriggio di ieri. Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente di ieri pomeriggio in un distributore di carburante vicino a Curva Boston in tangenziale a Padova. Un'auto, come vedete da queste immagini, si è schiantata contro una pompa di benzina. Il conducente del mezzo, entrando nell'area di rifornimento, forse a causa di un malore, non si è fermato ed è andato a scontrarsi con la colonnina di erogazione.
Fortunatamente l'uomo se l'è cavata con qualche ferita. Sul posto, allertati dagli automobilisti in coda, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area, mentre la polizia locale si occupava dei rilievi del sinistro. Ed ancora una caduta in bicicletta, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Un ragazzino è rimasto infilzato dal manubrio del mezzo che guidava. È successo a Saunara, sempre in provincia di Padova. Scene che si vedono nei telefilm. Incidente nel primo pomeriggio di giovedì a Saunara, dove un ragazzino cadendo con la bici è rimasto infilzato alla coscia dal manubrio. I pompieri, accorsi da Padova su richiesta del personale del SUEM 118, hanno smontato il manubrio che è stato assicurato con delle bende alla coscia del ferito. Il ragazzino è stato così trasportato in ambulanza al pronto soccorso padovano per la rimozione del manubrio dal quadricipite. Subito dopo ci collegheremo anche con i nostri colleghi a Padova, ad ora ci fermiamo però per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in diretta e come vi avevo annunciato rimaniamo a Padova e parliamo di università, perché per i suoi 800 anni l'università apre ai cittadini il Grand Tour delle Scienze, ma ci spiega tutto la nostra Valentina Visentin che si trova lì a Padova assieme a Federico Cibotto. Valentina, buongiorno. Sì. Buongiorno Daniela, infatti siamo all'interno di Palazzo del Bo e più precisamente in un luogo, il luogo dove è nata la scienza moderna, perché siamo all'interno della cucina del teatro anatomico dell'Università di Padova, che vedete anche qui riprodotto alle mie spalle. Con me c'è Mauro Varotto, il delegato per i musei e le collezioni. Ci troviamo qui perché in occasione degli 800 anni dell'Università di Padova l'Ateneo apre le sue porte a 8 luoghi della scienza con un biglietto unico che consentirà di visitarli tutti e 8, e sarà un'occasione unica per i padovani e anche per i tanti turisti di scoprire dei luoghi magari poco conosciuti della nostra università, ma così ricchi di sapere. Ci spiega tutto il professor Varotto. Sì, si tratta di un'operazione straordinaria e inedita di apertura di luoghi della scienza a Padova, luoghi prestigiosi di storia non solo della scienza pantavina ma della scienza in generale, la scienza moderna, che partono appunto da Palazzo Bo con il teatro anatomico, l'orto botanico più antico del mondo, poi Palazzo Liviano con la Sala dei Giganti e poi musei che parlano della storia della scienza a Padova, dalla storia della fisica, il Museo Giovanni Poleni, il Museo di Geografia, il Museo di Archeologia ed Arte e il Museo di Macchine che conserva ancora la prima macchina a motore italiana. È un'operazione che poi collega anche questi luoghi della scienza al parco e alla villa Revedin Bolasco, che è appunto dell'Università di Padova a Castelfranco. Questi 8 luoghi sono tutti visitabili con un unico biglietto entro l'anno dell'800enario, quindi siamo da maggio, dal prossimo 21-22 maggio fino al febbraio-marzo del 2023, e quindi un'opportunità veramente unica di poter fruire di queste visite con delle audioguide pensate sia in italiano che in inglese, sia per la cittadinanza sia quindi anche per i turisti. Nel frattempo l'Ateneo si prepara al grande evento della settimana prossima, il 19 maggio, con l'inaugurazione dell'anno accademico. Sarà presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Senato e la Presidente del Parlamento Europeo, per l'occasione anche per vedere la storica sfilata dei rettori delle principali università italiane, e vi farei vedere un filmato inedito, il filmato delle celebrazioni che avvennero 100 anni fa, esattamente in occasione del 700° anno dell'università. Lo vedete, c'è il re Vittorio Emanuele che arriva tra Palazzo Bo e Palazzo Moroni per presenziare appunto al grande evento. Sono immagini di archivio, immagini storiche che insomma fanno vedere come questa tradizione si rinnova ogni 100 anni ed è molto molto suggestiva. Ovviamente noi poi vi racconteremo nei nostri telegiornali il grande evento che ci sarà a Padova, e intanto vi lasciamo qui da questo luogo così suggestivo, la cucina del teatro anatomico, e restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Valentina, grazie, bellissimo oltretutto l'ambiente, abbiamo visto dove si trovava la nostra collega a Padova. Ed ora invece ci spostiamo a Venezia, dove c'è un'assemblea a Tessera di lavoratori di Superjet e quelli di Leonardo. I sindacati RSU hanno lanciato l'ennesimo grido di aiuto al governo.
Il governo batta un colpo. È il grido d'aiuto lanciato dai sindacati RSU che si sono riuniti in assemblea a Tessera con i lavoratori di Superjet e Leonardo, circa 600 operatori. I 144 di Superjet stanno pagando a spese proprie le sanzioni alla Russia e per le commesse di Leonardo è iniziato il conto alla rovescia. Nessuna certezza sulla produzione e all'assemblea è calato il silenzio. Il confronto ci consegna un futuro carico di preoccupazioni e incertezze, dicono i sindacati, che per motivi e tempistiche diverse non può lasciarci indifferenti. Quanto sta accadendo in Superjet è paradigmatico, continuano, delle distorsioni che stanno provocando le sanzioni contro la Russia, decise dalla comunità internazionale e dal governo italiano, ma che stanno compromettendo il futuro di molte famiglie. Nei velivoli il lavoro non manca, bisognerebbe adeguare gli spazi perché attualmente alcune attività vengono svolte in condizioni difficili sotto l'aspetto della salute e della sicurezza, continuano i sindacati. Il rischio è che i lavori vengano portati altrove, in altri siti. Leonardo batta un colpo e si faccia sentire. Questo silenzio assordante è inaccettabile. Ed ora rimaniamo a Venezia e ci colleghiamo con i nostri colleghi Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio, perché il capannone del petrolchimico è presidiato dagli operai contro il comune di Venezia. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno, con le immagini di Sandro Ponchio vediamo inquadrato uno dei materassi su cui questa notte hanno dormito in presidio alcuni dei rappresentanti sindacali contro una delibera del comune che riguarda appunto questo capannone qui a Porto Marghera, capannone storico per quanto riguarda tantissime battaglie, rivendicazioni sindacali degli operai e non soltanto, un capannone di grande valore per le rappresentazioni che sono qui e che ci circondano e che rivendicano appunto tanti anni di lotta anche contro il terrorismo. Qui vicino a me, come vedi, in delegazione una parte dei rappresentanti del sindacato che questa notte hanno dormito qui. Perché questa notte avete deciso di presidiare questo capannone? Perché vogliamo... Presentazione, sì, grazie. Sì, salve a tutti, sono Camuccio Davide, segretario generale della FICTEN CGIL di Venezia, dei chimici in sostanza. Noi abbiamo fatto questa scelta perché ieri in Consiglio Comunale hanno approvato senza cogliere nessuna osservazione che abbiamo fatto per questa compravendita della vendita di Eni al Comune di Venezia del capannone. Ecco, la interrompo un attimo per dire che il capannone è stato comprato veramente per una cifra veramente simbolica, soltanto 3.000 euro, così il Comune l'ha rilevata da Eni. Ma il problema qual è? Che il Comune l'ha rilevata senza aggiungere una postilla fondamentale per tutti i lavoratori e così per la comunità tutta, sindacati compresi naturalmente, con la premessa che questo capannone è sempre stato aperto alla comunità e non soltanto ai sindacati e ai lavoratori per le loro assemblee e per le loro richieste sindacali. Che cos'è che il Comune non ha inserito come postilla? Non ha parlato con noi in sostanza, nel senso che noi siamo gli inquilini di questo capannone, siamo quelli che lo rendiamo vivo attraverso le assemblee, i congressi, i dibattiti che facciamo continuamente con i lavoratori. Non abbiamo idea di cosa voglia fare il Comune di questo luogo, storico tra l'altro, ma che rappresenta anche un presente e un futuro. Perché voglio ricordare ci sono 12.000 lavoratori a Porto Marghera e questo è un luogo dove questi 12.000 lavoratori hanno la possibilità di interloquire con i sindacati e con la società in generale. Quindi è inaccettabile da parte nostra appunto accettare, scusate il gioco di parole, accettare il fatto che questo luogo venga attualmente chiuso, dedicato a qualcosa di diverso da quello che abbiamo fatto sino adesso e quello che vogliamo fare anche in futuro. Perché la proposta del sindaco e la proposta dell'amministrazione comunale è quella di renderla accessibile con mostre anche itineranti, eccetera, così come era accaduto diversi anni fa con la Biennale, con anche
una mostra dal Vega che si sarebbe dovuta poi spostare qui, che ha avuto un bel flop, devo dire, all'epoca. Si è tenuto anche un concerto con la Fenice, insomma di iniziative ce ne sono state, però la vostra preoccupazione è quella che non sia più fruibile da voi tutti. Da noi tutti e da tutti i lavoratori. Quindi abbiamo fatto questa scelta giusta secondo noi e drastica, a dire la verità, proprio per protestare verso questa mentalità una mentalità del padrone che dice io acquisto, non discuto con nessuno perché ho già un'idea, ma è un'idea che molto probabilmente non coincide con l'idea dei lavoratori, del lavoro e dell'impegno sindacale. Stavo contando i materassi, 1, 2, 3, questo alle nostre spalle, 4, 5, mi sa che sono destinati ad aumentare. Ma devo dire la verità, facciamo anche fatica a frenare anche un po' la gente, perché sinceramente stiamo avendo un grosso riscontro di partecipazione, sappiamo che eventualmente l'occupazione si protrarrà nel tempo e quindi ci stiamo già organizzando con i turni, del resto siamo tutti dipendenti del petrolchimico e siamo abituati ai turni, quindi la cosa non ci spaventa. L'appello che noi facciamo è che ci sia molta attenzione su questa cosa e ringrazio tra l'altro Antenna 3 anche di questa diretta, perché abbiamo bisogno di partecipazione, di luce, di evidenza su questa battaglia politica che abbiamo intrapreso da ieri sera. Ecco, battaglia politica che però riguarda anche un'altra questione molto importante, la chiusura del cracking. C'è stato lo sciopero lunedì scorso di 4 ore qua a Marghera in concomitanza con lo sciopero che si è tenuto anche a Ferrara e a Mantova. Volevo sentire, oltre a lei, anche la Nicoletta. No, Nicoletta, chi sentiamo? Davide, ecco. Perché, insomma, le preoccupazioni sono veramente diverse e su più fronti, che però convergono in un'unica matrice. Sì, esatto, convergono in un'unica matrice, ovviamente il luogo, il simbolo delle lotte operaie, poi coincide anche con il fatto che c'è una scelta che ormai è diventata evidente, che è quella di chiudere la chimica, e dico non solo nel nostro territorio in Italia, perché chiudere qui la chimica significa mettere in discussione tutta la chimica di base italiana, e evidentemente farle coincidere anche come tempistiche è un dato abbastanza chiaro, insomma, di quello che c'è intenzione di fare da parte di Eni, insomma, no? E dall'altra parte anche con il comune. Poi c'è anche un altro problema, che siamo stanchi del dopo, nel senso che abbiamo sempre questa politica dei due tempi, da una parte Eni che dice ci riconvertiremo però intanto chiudiamo, e noi ormai siamo abituati a chiudere e poi non vedere mai riconversione, d'altro canto anche il comune sta usando la stessa tecnica, sì, faremo l'accordo dove il sindacato rientrerà a far parte di questo storico capannone, però non lo fa subito. Quando non mette nulla per iscritto, avete detto? Esattamente, no? Noi ieri abbiamo chiesto proprio questo, abbiamo detto e perché allora non lo scriviamo subito se voi dite che questo capannone può restare in mano, diciamo, all'uso dei lavoratori e del sindacato, e lì ovviamente sta un po' tutto il gioco che viene sempre fatto dei due tempi, che poi ci spiazza però. Non l'ho presentato come si deve, nome, cognome e qualifica? Stoppa Davide della segreteria della Filstem CGIL. Grazie Davide. Stoppa, vedo anche dietro di voi, se mi puoi raggiungere gentilmente, Daniele Giordano, CGIL Funzione Pubblica. Dunque Giordano, abbiamo ancora 3 minuti, poi volevo anche chiedere l'intervento di Nicola Pellicani che ho visto ci ha raggiunto. Questo è veramente un luogo storico da preservare. Questo è un luogo che rappresenta la storia del movimento operaio. Qui dentro le battaglie hanno portato alla conquista dei diritti di tutti. Pensiamo al tema della salute. Da qui sono partite grandissime vertenze per conquistare diritti per tutti i lavoratori, non solo per chi quelle battaglie le faceva. Questo è un luogo che ha rappresentato la storia di alcune battaglie e continua a rappresentarle, perché qui c'è un dibattito vivo, un confronto, da cui nascono proposte e idee per il futuro di questi luoghi. Allora quello che noi diciamo è che questa amministrazione non può pensare che questa storia sia una compravendita tra amministrazione ed Eni. Questa è una discussione che deve riguardare il movimento dei lavoratori, deve riguardare la città,
E non si può fare in questo modo, come è stata fatta e come l'abbiamo vista e subita, senza confronto, senza discussione. Se l'amministrazione intende valorizzare questo luogo e dargli un futuro, non può farlo senza chi per 52 anni lo ha reso vivo e lo ha fatto essere protagonista delle lotte della città, e non solo di questa città, ma del territorio nazionale, perché proprio da Porto Marghera sono partiti moltissime delle battaglie che poi hanno fatto avanzare i diritti sociali e sindacali in tutto il paese. Nicola Pellicani, che ringrazio per averci raggiunto, il deputato veneziano del Partito Democratico, questione che approderà a Roma, di cui lei si farà portavoce. Beh, certo, questa è una questione di carattere nazionale, non solo per il valore simbolico di questo luogo, ma anche per l'azione che ha fatto l'amministrazione Brugnaro, l'ennesimo gesto proprietario che in qualche modo intende spodestare, cacciare i lavoratori dal luogo che hanno vissuto e continuano a vivere da oltre mezzo secolo. Non è pensabile interrompere una storia, è un luogo che è un luogo ancora vivo. Qualche giorno fa c'è stata un'assemblea, è stato ricordato, fondamentale per il futuro di Porto Marghera, per il futuro del cracking, che l'ENI ha deciso di chiudere, anche lì con un gesto unilaterale, con un progetto di sviluppo molto fumoso e che ancora non è concretizzato. Quindi Porto Marghera non è un luogo storico, non è archeologia industriale, ma è un'area produttiva viva dove lavorano ancora 12.000 lavoratori, e questo continuerà ad essere, a mio modo di vedere, deve continuare ad essere il luogo di incontro, di confronto, di scontro tra operai. Ecco, le chiedo scusa perché se la interrompo. Abbiamo ancora qualche minuto, Daniela, o hai bisogno che ti venga restituita la linea? No, Anna Maria, puoi continuare. Anche una domanda volevo chiedere. Volevo dire, se qualora sì, prego. Le loro proteste non venissero ascoltate, che cosa accade? Continuerà questa protesta? Che cosa faranno? Sì, giustamente la domanda è d'obbligo. Qualora le vostre richieste dovessero essere inascoltate e cadere nel vuoto, che cosa si farà? Che cosa farete? Continuerete col presidio o associerete al presidio qualche altra iniziativa? Chi mi risponde? Questa è la nostra casa e si sta bene a casa, per cui se non ci dovessero essere sviluppi noi continueremo con questa protesta e continueremo a presidiare il valore di questo posto, il valore dei quadri che ci circondano, il valore culturale del capannone del petrolchimico. Ecco, questa è la risposta. Poi, se permetti, Daniela, una postilla molto importante per quanto riguarda il valore non soltanto storico ma anche proprio concreto, effettivo di buona parte di questi graffiti e dipinti. Nicola Pellicani prima mi stava illustrando anche l'autenticità non soltanto appunto della rappresentazione stessa ma anche di molte firme. Certo, questa è la dimostrazione che questo è il luogo di incontro, è stato per decenni, di personalità, di artisti, di operai, di studenti. Ci sono quadri di Basaglia, ci sono quadri di tanti autori della zona che hanno voluto portare la loro testimonianza in questo luogo, per ciò che rappresenta e continuerà a rappresentare, perché va da sé. Qualsiasi persona in città è consapevole di questa, che questa è la casa dei lavoratori e deve continuare ad esserlo, anche se diventata di proprietà dell'amministrazione comunale. Anzi, direi, a maggior ragione, non è più di proprietà dell'impresa, ma dell'amministrazione comunale, quindi dei cittadini. Quando porterà la questione in aula? Beh, la settimana prossima interverrò in aula su questo tema, di sicuro. Daniela, qui dal petrolchimico, dal capannone del petrolchimico di Porto Marghera è tutto, quindi ti restituisco la linea a meno che tu non abbia altre domande da porci. No, grazie davvero, grazie Anna Maria, ringrazio davvero anche tutti i tuoi ospiti, grazie, noi andiamo avanti, buon lavoro Anna. Dunque, ora invece ci spostiamo a Padova perché lo vedo già collegato, mi scuso per averla fatto attendere, Fabio Fubui, il presidente della provincia di Padova, buongiorno. Grazie a lei e un saluto a tutti i telespettatori. Dunque, con lei vorrei parlare insomma, di una delle, diciamo, chiamiamole emergenze che c'è lì a Padova, non solo a Padova, un po' in tutto il Veneto, un po' in tutto il territorio italiano, che sono i medici di famiglia. Un'emergenza soprattutto nei piccoli comuni. Sì, è un tema che è stato abbandonato negli ultimi anni, quello della medicina di base.
e pensavamo solo alla medicina quella specialistica negli ospedali, e poi anche in periodo di Covid abbiamo visto che laddove mancava la medicina di base, che è quella preventiva, non c'era assolutamente, c'era poco, e in alcune realtà anche di altre regioni non c'era niente, hanno sopportato molto più di noi il peso anche del Covid. Oggi noi dobbiamo ripensare alla medicina di base, come anche non più al medico di base, ma ai medici che assieme si mettono, potenziare le UTAP, potenziare che il medico di base sia reperibile 24 ore su 24 nel centro medico comunale, soprattutto nei piccoli comuni, che si mettano assieme per dare questo servizio, che comunque è un servizio regionale, diciamolo, è la regione che deve organizzare su questo. Se non facciamo questo è chiaro che scontiamo grossi problematiche in termini di prevenzione, e guardate, scontiamo grosse problematiche anche di accesso ai nostri pronti soccorsi, che saranno sempre più intasati da patologie che hanno poco a che fare con l'emergenza, ma potrebbero essere benissimo sopportate dai presidi di base. Presidi di base, non dico più medico di base, perché io sono convinto che oggi sia sempre più necessario dare il presidio medico 24 ore su 24, mettendo assieme i medici affinché facciano prevenzione tutto il giorno. Ecco, e fra l'altro, come diceva lei, proprio questo è uno dei rischi, oltre al fatto che insomma i cittadini purtroppo si devono spostare in comuni più grossi per avere un medico, e insomma sappiamo la problematica degli anziani nello spostamento, che diventa davvero difficoltoso, ma il rischio, anche quello che diceva lei, è quello di trovare, insomma, di arrivare ad essere a un pronto soccorso intasato, proprio perché i cittadini, non potendosi rivolgere ai medici di famiglia, vanno nei pronto soccorso proprio per risolvere una problematica che poteva. Il medico non è un lavoro ad ore, perché uno non si ammala nelle ore d'ufficio o nelle ore di ambulatorio. Uno durante il giorno può avere delle patologie che hanno necessità di un'urgente visita medica, e noi dobbiamo impostare, per formare le nostre scienze scelte in funzione di questa necessità e bisogno dell'utenza. Se noi pensiamo di far sì che la medicina di base sia un lavoro d'ufficio, è chiaro che non saremo più performanti. E guardate che nelle altre regioni, lo ripeto, nelle altre regioni dove la medicina di base era stata abbandonata, hanno avuto grandissimi problemi. Noi ha tenuto perché non eravamo ancora su quel crinale lì, ma oggi soprattutto l'esperienza pandemica ci ha detto che dobbiamo ripensare in maniera veloce alla medicina di base, in maniera veloce, dando la possibilità a questi medici, anzi quasi obbligandosi a mettere assieme ed avere 24 ore su 24 il servizio, perché questo è un servizio. Ecco, fra l'altro è un'emergenza che ormai insomma è conclamata, è un'emergenza continua e che si fa sentire sempre di più. È un'emergenza continua che speriamo rimanga nell'ambito attuale, con i numeri attuali che sono pesanti, ma non abbiamo più gli ospedali intasati, non abbiamo più il numero di morti che avevamo qualche mese fa. Tutto ciò è stato dovuto anche al grosso impegno, prima degli italiani, che hanno aderito in maniera massiccia al piano vaccinale, e poi anche al grande sforzo di tutta la sanità italiana, dal medico di famiglia agli ospedali. E su questo occorre ricordarci e dare anche il giusto merito a chi ci ha portato fuori fino a questo momento da questo problema
del Covid. Ecco, parlando proprio di Covid, Presidente, leggerei il bollettino così lo commentiamo insieme, perché in Veneto sono stati registrati 3.614 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.719.946 persone positive. Il bollettino regionale segnala 14 vittime, con un totale di decessi che arriva a 14.577. Scende il numero attuale dei pazienti positivi, che sono 52.268 e 1.027 in meno di ieri. Negli ospedali diminuiscono i ricoveri in area medica, che sono 760 con un meno 48, e aumentano invece di poco, ma aumentano però purtroppo quelli in terapia intensiva, che sono 45 con un più 4. La campagna vaccinale segnala invece 1.197 dosi somministrate di ieri, e come al solito in prevalenza si tratta di terze dosi, ovvero 1094. Una campagna vaccinale che ovviamente in questo momento, insomma, ormai da abbastanza settimane è un po' in stallo, anche perché chi voleva vaccinarsi lo ha già fatto, e adesso ci sono le terze dosi e sono già cominciate anche le quarte. Il Covid non è sconfitto, l'abbiamo sempre detto, lo dicono tutti gli esperti. Ce lo ha ripetuto più volte anche il nostro governatore del Veneto. Non è sconfitto, ma è contenuto, perché c'è stata un'adesione responsabile di gran parte degli italiani alle vaccinazioni, che non ti eliminano la possibilità di contagiarti. Io che ho le 3 vaccinazioni ho anch'io preso il Covid, però è una forma leggera, che ti costringe a rimanere a casa in isolamento, ma non ti dà patologie gravi da accedere agli ospedali, o peggio ancora alle terapie intensive. Questo è il risultato della scienza in questo momento. Il Covid non è sconfitto, perché può prendere chiunque. I 3.614 casi registrati oggi sono ancora tanti, ma fanno sì che dobbiamo tenere alta l'attenzione, soprattutto per la prossima stagione autunno-inverno, però ci dicono anche che una grandissima parte di questi casi si sta curando a domicilio, quasi in forma asintomatica. Io dico sempre che il grande problema del Covid in questo momento è rimanere isolati 10 giorni, per chi non è abituato 10 giorni diventa pesante, e quindi però ciò è dovuto proprio al vaccino, a quella grande scoperta che è stata il vaccino, e a cui gli italiani convintamente in un numero così massiccio hanno aderito. Chi oggi frequenta ancora le sale di terapia intensiva, sarebbe il caso di spiegare e dare anche il dato quanti sono quelli vaccinati, quelli non vaccinati, e quanti hanno delle patologie pregresse, per cui il Covid diventa un aggravante della patologia pregressa. Capiremo da questi dati che probabilmente daremo ancora più conferma all'ampia campagna di vaccinazione che ci sta portando a contenere questo virus. Fra l'altro, Presidente, da quando la mascherina, il Green Pass non sono più obbligatori da tutte le parti, a parte in alcune zone come gli ospedali, c'è una sorta di differenza fra i cittadini. Ci sono alcuni che continuano a mantenere la mascherina, quindi la preoccupazione comunque ancora probabilmente si sente, e c'è chi invece è tornato un po' a quella normalità che tanto la gente sperava, ormai dopo 2 anni di grandissime difficoltà come quelle che abbiamo vissuto. Il mio appello è quello di tenere massima attenzione comunque nei luoghi di maggiore affollamento. L'attenzione non è mai troppa rispetto a questa patologia. Ce lo siamo detti quando eravamo obbligati a tenere le mascherine, a usare in maniera coercitiva
le misure preventive, ce lo dobbiamo dire oggi in cui c'è un'apertura e quindi un allentamento dell'obbligo di usare le precauzioni. È chiaro che dobbiamo imparare a tutelarci non per decreto ma per necessità. Non servono le misure coercitive per decreto del sindaco, del ministro e chi più ne ha chi più ne metta, e servono la responsabilità individuale dei cittadini. Questa è ciò che ci fa sbarcare il lunario dopo l'esperienza che abbiamo maturato in questi anni. Ecco, io Presidente volevo anche chiederle un'altra cosa, per quanto riguarda i fondi del PNRR, ci sono progetti in cantiere per quanto riguarda le scuole superiori? Tantissimi progetti, anche tanti soldi che stanno arrivando, anche Padova ha quasi 30 milioni da spendere per le scuole nella sua complessità. C'è un però che deve essere stabilito e di cui ne abbiamo parlato anche l'altro giorno con tutti i presidenti delle province italiane nell'Assemblea di Roma, che il 2026, che è il termine ultimo per avere i lavori realizzati, è un termine che renderà vano il PNR, perché quel sistema burocratico italiano il 2026 già passato, lo perderemo, e al sistema burocratico italiano troppo farraginoso per poter solo progettare gli interventi si somma la contingenza internazionale che ha praticamente raddoppiato i prezzi di ogni opera, oltre che il reperimento del materiale. Capite che perché il PNR nelle scuole, nelle strade, nelle grandi infrastrutture di cui questo territorio ha bisogno sia scaricato a terra e non rimanga solo un bel titolo di giornale, è necessario rivedere il sistema di progettazione, rivedere il sistema di affidamento e dare, secondo me, nel rivederlo, quindi dare velocità a questi sistemi e possibilmente anche dare una responsabilità diretta, quindi quasi un potere commissariale ai presidenti di provincia nel mio caso o ai sindaci nel caso di progetti che riguardano i comuni, perché guardate che altrimenti non ci arriviamo se non diamo responsabilità e poteri di commissariamento veloce. E poi va rivisto quel termine. Il 2026 è neanche Mago Silvan scaricherebbe i soldi in maniera così veloce, riuscirebbe a fare tutte le procedure per ottenere quei soldi in maniera concreta. Quindi questo è l'appello, in un momento in cui stanno arrivando i fondi. Qualche tempo fa io mi lamentavo perché non arrivavano i fondi, oggi ne abbiamo di fondi, vanno messe però gli amministratori nelle condizioni di poter rispettare quei tempi, altrimenti parleremo ma senza fare. Ecco, come ultima domanda, Presidente, fra le opere, quella che secondo lei ha più urgenza, quella più importante per la provincia di Padova? Ma noi stiamo acquistando l'area dei Configliacchi in zona Arcella per poter fare lì portare una scuola superiore che è il Marchesi, che è in più sedi ed oggi va concentrato tutto nella zona dell'Arcella. Luogo simbolico l'Arcella, va riqualificato un territorio che oggi noi conosciamo per altri motivi e che la provincia invece indica lì una scuola, quindi giovani che si trovano, giovani che riqualificano la presenza in quell'area. Presidente, io la ringrazio davvero. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro, grazie. Presidente, grazie. Grazie.
Noi andiamo avanti con la nostra diretta con due notizie che arrivano dai carabinieri di Treviso, di Paese, perché i carabinieri della stazione di Paese hanno rintracciato, dunque parliamo di cronaca, e tratto in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso un 49enne trevigiano che dovrà espiare la pena di 5 anni e 9 mesi per il reato di rapina aggravata. I fatti risalgono al 2019 e sono quando una pensionata di 76 anni, residente proprio nel comune di Paese, in sella alla sua bicicletta era stata avvicinata da uno sconosciuto che una volta che si era impossessato della borsa che teneva appoggiato sul cestino poi si era dileguato, l'uomo è stato rintracciato ora ed è stato condotto in carcere. Inoltre i carabinieri della stazione invece di Nervesa della Battaglia, sempre in provincia di Treviso, hanno rintracciato il presunto autore di 2 furti di bicicletta avvenuti nello scorso fine settimana ad Arcade, sempre in provincia di Treviso, 2 bottecchie del valore di circa 1.000 euro che erano state sottratte ai legittimi proprietari che le avevano lasciate in sosta nei pressi della locale chiesa di San Lorenzo. L'attività investigativa dei carabinieri dell'Arma hanno consentito di individuare e raccogliere proprio gli elementi a carico di un minorenne del trevigiano che dopo essere stato individuato quale autore materiale del furto è stato sorpreso dai militari durante la contrattazione per la vendita di una delle 2 biciclette che aveva rubato. Entrambi i mezzi sono stati restituiti, quindi recuperati e restituiti ai legittimi proprietari, mentre la posizione del giovane, ricordiamo ancora un minorenne, è stato deferito in stato di libertà ed è stata posta al vaglio dell'autorità giudiziaria. Questo dunque quanto è successo in provincia di Treviso, ovviamente maggiori dettagli poi nel corso dei nostri telegiornali. Ora invece parliamo di discoteche, lo facciamo con Giannino Venerandi, presidente del SILB di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Intanto insomma è ricominciata, è arrivata l'estate, insomma si è ricominciati anche un po' con l'attività, però la cosa su cui io vorrei concentrare per ora l'attenzione è quanto ha detto il presidente Zaia pochi giorni fa proprio in merito agli incidenti stradali. Abbiamo aperto questa prima edizione proprio con questi fatti, tanti, troppi gli incidenti stradali e diceva il presidente auto che sono incidentate davanti alle discoteche per far capire ai giovani che cosa accade. Sì, questo è un modo di chiaramente mettere in risalto quelle che sono le conseguenze di un eventuale incidente, il più delle volte purtroppo anche drammatico. Questa attività, questa iniziativa era già stata organizzata ancora più di 10 anni fa, quando appunto il presidente Zaia era a capo della provincia di Treviso. Successivamente, proprio prima del Covid, avevamo iniziato presentando proprio qui da Spresiano una nuova iniziativa per rilanciare queste tematiche. Il tema si chiamava Occhio alla vita e si chiamerà perché purtroppo dopo pochi giorni arrivato il Covid ci ha bloccato questa iniziativa che era stata promossa appunto assieme al Comune di Spresiano e alla Regione Veneto. Partiva proprio da qui, ma in contemporanea anche in altri locali, questa iniziativa che prevedeva all'esterno di tutte le attività della notte l'esposizione appunto di qualche auto incidentata per poter sensibilizzare le persone che frequentano le nostre attività e non solo, perché diciamo che passando davanti ai locali anche altre persone possono vedere questa diciamo, esposizione. Certamente è un problema che riguarda non solo i giovanissimi, che sono sicuramente quelli sui quali noi cerchiamo di far più breccia, però anche le altre persone, perché al giorno d'oggi non è solo l'uso di alcol o di altre sostanze che possono determinare la distrazione, ma lo sappiamo bene tutti, anche il cellulare, e purtroppo anch'io sono delle volte vittima di questi momenti di distrazione e mi rendo conto che è molto molto importante ribadire che quando si guida si deve essere veramente concentrati e lucidi. Quindi le nostre iniziative saranno
riprese a breve, quindi nel mese di giugno prevediamo di riorganizzarci assieme appunto alla Regione Veneto e i comuni dove le nostre aziende operano, per poter rilanciare queste nuove iniziative che erano già comunque state promosse tempo addietro, ma adesso sono chiaramente in una forma nuova, con dei mezzi nuovi, tipo i social, che un tempo non c'erano. Quindi cercheremo di fare delle iniziative dove oltre al divertimento si deve anche stare attenti alla propria salute e a quelle degli altri. Ecco Presidente, lei diceva, oltre alle macchine incidentate davanti alle discoteche, per far capire ai giovani che cosa può accadere quando ci si mette alla guida magari sotto un tasso alcolemico alto, o si mette alla guida con il cellulare, l'ha detto anche lei, con il cellulare in mano. Purtroppo siamo un po' vittime tutti, non solo i giovani, di questa cattiva usanza del cellulare, ma e anche l'attimo di disattenzione. Diceva ci sono tante iniziative, quali riprenderanno, che erano partite ma poi ovviamente sono state bloccate durante i 2 mesi di pandemia? 2 mesi, sono stati 2 anni praticamente. 2 anni, mi scusi, sì. Allora, no, le iniziative sono molteplici. Una di queste, come ricordavamo prima, è l'esposizione delle auto incidentate. Dopodiché abbiamo la possibilità di proiettare all'interno delle strutture dei messaggi video che fanno anche questi capire quali possono essere le conseguenze. Magari quando inizierà la nuova campagna, proprio qui all'inizio dell'estate, ci coordineremo tutti noi del Veneto e spero anche il resto d'Italia per promuovere appunto dei filmati da proiettare in un momento determinato durante la serata. Esempio, un sabato notte alla mezzanotte o all'1 improvvisamente facciamo apparire questo video spegnendo la musica, che durerà magari 15-20 secondi. È un momento sicuramente che spezza il divertimento, però fa un attimino dare appunto il messaggio di stare attenti poi per quando si uscirà dal locale. Questa è una prima iniziativa. La seconda, oltre a quella delle macchine, la seconda potrebbe essere, lo stiamo ancora mettendo a fuoco con delle aziende che ci forniscono le bevande, poter magari dare a chi è stanco o chi è un po' non in grado ancora di riprendere la guida, magari di offrire una bibita energetica. E poi cercheremo assieme anche le forze dell'ordine, perché anche loro sono molto importanti in questa campagna, di fare magari chi ha piacere farlo in maniera spontanea degli etilotest all'uscita dei locali. Noi abbiamo già l'etilometro presente in tutte le strutture. C'è chi lo usa, perché vedo che tanti lo usano, però magari farlo provare direttamente anche con la presenza, magari se sarà possibile, di un funzionario della polizia stradale, che magari può indicare come ci si deve comportare appunto quando si superano certi limiti. E poi chiaramente sarebbe auspicabile l'intervento di qualche testimonial importante che possa darci un aiuto per mandare appunto dei messaggi importanti in questa direzione. Queste sono le priorità alle quali noi lavoriamo assieme alle istituzioni per poter rilanciare questa iniziativa. Ecco Presidente, diceva insomma si è tornati un po' alla normalità finalmente dopo 2 anni di pandemia, tutto pronto. Voi siete stati una delle categorie maggiormente penalizzata durante questi 2 anni. Insomma, che effetto fa ritornare un po' a rivivere finalmente, insomma, e far rivivere la vostra attività? Allora, noi abbiamo subito appunto dei blocchi in più occasioni. Uno di questi è stato proprio il primo, dove ha coinvolto tutte quante le nostre attività e non solo, perché anche la ristorazione o lo sport eccetera eccetera sono stati bloccati tutti. Abbiamo riprovato ad aprire nell'estate del 2020 per un mese, poi a causa di, sembra, un piccolo focolaio in Sardegna che era stato non generato dagli avventurieri del posto, ma di persone che andavano all'estero,
dove c'erano meno precauzioni dell'Italia e quindi hanno riportato un attimo di allarme in Sardegna, ma era un piccolo focolaio. Da lì ne è scatenata una polemica e il 15 agosto 2020, dopo un mese di attività, siamo stati richiusi. Tengo a precisare queste date perché è giusto far capire che da quell'occasione là ne è venuta fuori una polemica dove sembrava che la colpa della ripresa dei contagi fosse dovuta alle nostre attività, cosa smentita, perché per 2 mesi la situazione è rimasta tranquilla, poi al ritorno delle attività scolastiche e dei mezzi pubblici superaffollati con le attività che riprendevano in pieno, parliamo di ottobre 2020, lì è ripartita il rialzo dei contagi. Cosa vuol dire? Che se i medici, i tecnici incaricati a gestire l'epidemia dicevano che l'incubazione durava 14, 15, anche fosse stato un mese, ma noi eravamo chiusi da 2 mesi e per 2 mesi è stato tutto tranquillo. L'escalation è stata dopo, quando sono riprese altre attività, quindi siamo stati colpevolizzati di questo e chiusi per primi di tutti, creandoci dei danni altissimi, cosa che non è stata compensata perché tranne qualche piccolo ristoro non abbiamo visto le grandi promesse mantenute, prima dal Presidente Conte e poi dall'attuale Primo Ministro, quindi siamo rimasti sempre lì a guardare cosa succedeva e soprattutto cosa succedeva all'esterno dei nostri locali, perché l'ho ricordato tante volte, noi eravamo chiusi e la festa continuava in qualsiasi posto non autorizzato oltretutto, ma anche in quelli pubblici tipo le piazze, quindi non si è fatto granché, la festa è continuata, ma per noi purtroppo la festa è finita. Per questi 2 anni di sofferenza non abbiamo avuto dei risarcimenti adeguati. Ecco. Siamo ripartiti adesso a fine ottobre e dopo di nuovo un mese, poco più, siamo rimasti al chiuso di nuovo. Adesso abbiamo riaperto con un po' di freni dovuti al Green Pass prima, mascherine, distanziamenti, adesso queste misure si stanno allentando e speriamo veramente di essere più sereni anche noi nel gestire le nostre attività. Alcune di queste purtroppo hanno dovuto fermarsi, non hanno avuto le forze economiche per riprendere le loro attività e questo ci dispiace. Ecco, proprio questo volevo chiedere, purtroppo ci sono locali che hanno chiuso i battenti e che non riapriranno, alcuni locali anche molto conosciuti nelle zone balneari. Questo è purtroppo una conseguenza di quello che ho detto, quindi sicuramente affitti che magari i proprietari di muri non hanno o abbassato o sospeso, o per altre problematiche che io chiaramente non so, perché all'interno di ogni problematica ci sono dei motivi che lo sanno solo chi li vive in prima persona. Certamente però le condizioni economiche che abbiamo dovuto affrontare sono state talmente impegnative che qualcuno dei nostri colleghi non ha potuto riaprire, anche perché quando abbiamo riaperto nella prima fase e anche l'anno scorso come bar e ristorante ci è stata concessa di aprire, ma parliamo solo di periodi estivi, quindi tutti quei locali che erano prettamente invernali, e sono la maggioranza, hanno avuto serie difficoltà non potendo mai proprio riaprire. Quindi è stata una continua agonia che ha portato purtroppo a qualcuno la chiusura, cosa che non ha fatto piacere, perché sembra che se chiude qualche collega ne giova qualcun altro. Io sono per la teoria che è meglio che siamo tutti aperti, ci confrontiamo, ognuno si esprime come meglio crede e la maggiore offerta premia dopo comunque chi opera meglio di qualcun altro. Quindi io ero sempre stato e lo sono ancora favorevole perché ci siano più attività del nostro genere aperte e non poche. Ecco, Presidente, diceva appunto c'è stato un allentamento ovviamente delle misure, lo sappiamo dappertutto, insomma, a parte in alcuni posti come i luoghi della sanità, gli ospedali, in tutto il resto insomma si può entrare senza mascherina, l'allentamento si sente, la gente è tornata un po' alla normalità. I numeri, insomma, abbiamo visto anche oggi dei ricoveri sono minori, insomma
comunque ci sono sempre 3.000 contagi rispetto alle ultime 24 ore. Siete tutti d'accordo, nel senso, c'è qualcuno che dice bisogna comunque prestare attenzione, oppure secondo lei adesso bisogna tornare alla normalità e basta? Ma allora, prestare attenzione è un termine che viene diffuso da tanto tempo e lo continuiamo anche noi a diffondere. È ovvio però che poi ricade sempre nel comportamento di ognuno di noi, quindi sono scelte personali. Come quello che dicevamo prima, mettersi alla guida in maniera non adeguata è una scelta personale, non è che se succedono degli incidenti siamo colpevoli noi o altri tipi di attività che somministrano alcolici, perché poi è ognuno di noi che si mette alla guida, deve essere responsabile di quello che fa. Io faccio un'attività, non è che costringo qualcuno a bere l'ubriaco, se uno esagera è perché non si sa controllare. Chiaramente noi come gestori siamo sempre stati attenti a poter gestire al meglio queste situazioni, cosa che invece all'esterno, nei luoghi all'aperto, piuttosto che anche nei parcheggi limitrofi alle nostre attività, succedono cose del genere, dove la gente si porta le bevande in macchina. Quindi quello è un problema che noi abbiamo cercato di gestire. Quello delle mascherine, dei distanziamenti, anche lì noi abbiamo fatto il massimo sempre con tutte le indicazioni che ci sono state date dal Ministero della Salute, quindi le precauzioni le abbiamo prese, poi se le persone non rispettano non è che possiamo andare a litigare con tutti, perché sennò sarebbe prima a chiudere, perché la gente non verrebbe più. Quindi noi facciamo il massimo per poterli mettere in condizione di rispettare le regole. Certe regole, mi scusi, lo dico perché fanno un po' sorridere quelle che ci hanno dato ultimamente, negli ultimi mesi, lo ricordo, cioè la mascherina nel nostro ambiente non serve indossarla quando si balla, quando si beve, quando si mangia, quando si è seduti, praticamente quasi sempre non serve metterla. Non si capisce questa regola che si deve mettere per fare magari qualche metro, per entrare, poi la si toglie perché uno va a bere o va a ballare. Quindi era meglio dire, quando entri nel locale, se hai il Green Pass, sei con le 3 dosi, sei a posto, vai e divertiti. Trovo anche un po' assurdo vedere il teatro, che è un ambiente ancora più tranquillo del nostro, tutti con le mascherine FP2 seduti in silenzio. E io veramente queste regole non le capisco, quindi spero comunque che a breve vengano tolte, in modo che possiamo essere veramente sereni tutti quanti. Ecco, Presidente, per ricordare appunto a chi viene in discoteca, la regola è che quando si entra bisogna indossare la mascherina e poi la si può togliere quando si è all'interno? Sì, al momento c'è ancora questa regola per la nostra attività, quindi la mascherina va tenuta, come ho detto prima, quando non si balla, quando non si beve, quando non si è seduti e quando non si va a fumare. Ma siccome sono più le occasioni dove si può togliere, quindi le persone fanno fatica poi a mettersela per fare qualche metro, capisce? Quindi è una regola un po' confusa, però noi continuiamo a farla rispettare. Mi sembra che a metà giugno questo decada, quindi si dovrebbe in teoria ritornare alla normalità anche al chiuso. Presidente, io la ringrazio davvero. Grazie a lei. Grazie, grazie anche a lei e buon lavoro. Grazie. Noi lasciamo il mondo della discoteca e andiamo a Venezia, perché secondo la municipalità di Venezia, Murano e Burano e la consulta civica veneziana, il comune spende troppo poco per la manutenzione dell'edilizia pubblica e sono parecchi gli appartamenti vuoti sia in laguna che nell'entroterra, un argomento di cui abbiamo trattato anche nelle settimane scorse proprio con i nostri telegiornali di Venezia. Quanto si spende a Venezia per la residenzialità pubblica? Ma mediamente negli ultimi 10 anni la spesa è stata di 2-3 milioni all'anno, e se pensiamo solo all'intervento sulla cittadella dello sport, che costerà 300 milioni, spendendo 3 milioni all'anno ci vorranno circa 100 anni
per parificare l'investimento. Secondo Tommaso Bortoluzzi, consigliere della Municipalità di Venezia, Murano e Burano con delega al bilancio, per le manutenzioni dei 5.000 alloggi di proprietà del Comune occorrerebbero almeno 20 milioni di euro all'anno. Che per le case pubbliche si spenda poco lo sostiene anche la Consulta Civica veneziana. A fronte di tutto il tesoretto messo via di oltre 90 milioni di euro non si capisce perché la residenzialità, tanto sbandierata poi anche nelle precedenti giunte, non è ancora il fulcro del programma di questa giunta. Ci aspetteremmo che si capisse che una città senza cittadini non è nulla. La Giudecca, ad esempio, è rimasta tra le poche zone popolose di Venezia, probabilmente grazie alle tante case di edilizia pubblica, ma non tutte sono aperte. Complessivamente tra Comune e Ater ce ne sono più di 200 attualmente sfitte, delle quali alcune abbisognano effettivamente di grossi investimenti, altre con poche decine di migliaia di euro si potrebbero restaurare, altre sono addirittura agibili. Una situazione che sarebbe diffusa in laguna quanto nell'entroterra. Com'è la situazione a Favaro dell'edilizia pubblica? È tanto quanto Venezia, cioè gli appartamenti sono chiusi, pensa che nel mio condominio ce ne sono 8 di vuoti. Quando un condominio di 22 nuclei ha 8 appartamenti vuoti, vuol dire che le spese per gli inquilini vengono raddoppiate se non triplicate. Venezia ha ricevuto in eredità dal passato non solo un enorme patrimonio storico, artistico e culturale, ma anche un patrimonio di edilizia pubblica. Grazie a questo che la città ha tenuto ancora, però è chiaro se lasciamo che qualcuno si divori questo patrimonio, la città già durante questa prossima estate andrà sotto i 50.000, credo che non avrà proprio futuro. E rimaniamo sempre nel veneziano perché il consorzio che tutela la produzione artistica del vetro di Murano chiede l'intervento del governo affinché metta a disposizione al più presto i fondi promessi per contenere i rincari esorbitanti dei prezzi del gas e da ottobre le fornaci chiedono contratti a prezzo fisso. I produttori del vetro artistico artigianale di Murano, che si riuniscono nel consorzio Promovetro Murano, dalla voce del loro presidente Luciano Gambaro, lanciano un appello al governo. Noi lanciamo un appello, un accorato appello al governo perché la cifra ipotizzata messa a disposizione al bilancio per 2022 per i produttori dell'isola di Murano quanto prima sia reso disponibile, non solo a parole ma con i fatti. Noi ormai da molto tempo stiamo attendendo una risposta concreta e certa riguardo a questo nuovo ristoro che ci permetterà di proseguire le nostre attività, di mantenere accesi i nostri forni fino a settembre del 2022. I ristori messi in campo dalla Regione Veneto sono ormai esauriti. Il plafond di 3 milioni di euro messo a disposizione alla fine del 2021 dalla Regione del Veneto è terminato con il mese di febbraio. Quindi noi praticamente da marzo del 2022 stiamo pagando il gas per l'intero suo valore. Dall'autunno la speranza dei produttori dell'isola del vetro a Murano è quella di poter sottoscrivere un contratto per una fornitura a prezzo fisso. Sarà importante per noi poi fare un nuovo contratto col nuovo anno termico che ricordo parte il 1° ottobre del 2022, magari a prezzo fisso con i nostri fornitori, prezzo fisso che permette alle aziende di mettere a bilancio delle cifre certe, sicure e garantite. Ed ora una notizia, ne abbiamo parlato prima per quanto riguarda gli alpini, le molestie che sono state denunciate alla Giornata Nazionale degli Alpini a Rimini. Penso che se qualcuno si è comportato male deve pagare ma mettere sotto processo, come purtroppo sta avvenendo da parte di una frangia, il glorioso corpo degli alpini, lo ritengo inaccettabile. Io difendo gli alpini, li ringrazio per quello che hanno fatto e soprattutto per quello che rappresentano. Così il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, che a chi gli chiedeva a margine di un incontro se fosse ancora favorevole alla Giornata degli Alpini dopo gli episodi di molestia
essere denunciati, come vi ho detto, a Rimini. La sua risposta è chiara, dice: sono favorevole alle adunate al 100%, ha dunque puntualizzato. E continuiamo invece con la cronaca da Vicenza, Lonigo. Ne abbiamo parlato anche invece con il sindaco Rucco della lotta alla criminalità, lotta al degrado, invece qui giro di vite su parchi e luoghi pubblici, controllate 103 persone. Attività mirata di controllo del territorio, la necessità di presidiare alcune aree era emersa durante un confronto tra questore e sindaci delle amministrazioni di Lonigo, Sarego, Valliona e Alonte. Scattata l'operazione con la partecipazione di contingenti di tutte le forze dell'ordine, monitorate le zone dove si concentrano episodi di degrado urbano come spaccio di stupefacenti, controlli mirati alla stazione degli autobus di Lonigo, utilizzata dagli studenti degli istituti scolastici che hanno visto impiegati anche i cani antidroga della finanza, attenzionati i parchi pubblici, la pista ciclabile ed alcuni esercizi, controllate in tutto 130 persone, di cui 11 con precedenti. Il questore ha disposto 3 fogli di via, 5 avvisi orali e un ordine di allontanamento nei confronti di un albanese gravato da precedenti. E sempre la cronaca in provincia di Padova, si era finto un fisioterapista e con una scusa era riuscito a sfilare la collana d'oro dal collo di un 87enne. I carabinieri hanno arrestato sul fatto il ladro e 2 complici. Si era spacciato per fisioterapista e insieme a 2 complici pochi giorni fa aveva derubato di una collana d'oro un 87enne di Este in via Salute. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri della locale compagnia che erano riusciti a bloccare sul fatto il ladro e i complici. Il giudice ha ordinato l'obbligo di dimora nei comuni di residenza a un 32enne residente a Padova, a un 54enne abitante a Rubano e a un 44enne vicentino residente a Bologna. Il reato commesso, tentato furto aggravato. Il falso fisioterapista aveva chiamato per cognome l'anziano e aveva finto di conoscerlo. Con la scusa di dargli un biglietto da visita per qualche trattamento, lo aveva attirato in un parcheggio. Dentro un'auto vicina c'erano i complici. Sfilata la collana, al resto ci hanno pensato i carabinieri. Lasciamo ora la cronaca e vedo già che è collegato con noi il presidente del CNA di Padova, Luca Montagnin. Buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Insomma, con lei parlerei del caro energia e costi delle materie prime, ne abbiamo parlato davvero tanto in queste edizioni, che frenano la ripresa. Sì. Purtroppo l'andamento delle riprese delle nostre aziende abbiamo visto attraverso la nostra verifica e il nostro censimento abbiamo fatto che nel 2021 c'era una grande ripresa anche di fatturato. Purtroppo col 2022 nel primo quadrimestre segniamo delle difficoltà e delle preoccupazioni proprio legate al costo di energia, al costo delle materie prime che continuano ad aumentare, per cui non si riesce ad avere e riuscire a fare dei preventivi proprio anche per i nostri fornitori e i nostri clienti, perché l'aumento c'è sempre di corsa. Allora questo preoccupa le nostre aziende e stiamo cercando di capire come poter aiutare e capire se ci sarà un rallentamento di questi prezzi, di questo caro materie prime e anche dei semilavorati. L'energia purtroppo è aumentata e questo pesa penalmente sulle nostre aziende, sulle aziende di manifatturiero, però noi come associazione CNA siamo sempre vicini alle nostre imprese e attraverso il nostro consorzio APE, che è un consorzio di energia, siamo riusciti, per le imprese che sono associate a noi e al consorzio, calmierare un po' i prezzi e tenerli bloccati in modo da aiutare le imprese a capire quali possono essere poi i prossimi obiettivi delle imprese per cercare di gestire proprio questo aumento di questa energia che aumenta proprio i prezzi e riduce sempre di più la marginalità che poi noi imprenditori dobbiamo fare i conti. Ecco, una ripresa, Presidente, che all'inizio era partita, poi c'è stata questa frenata brusca che sta davvero mettendo a dura prova le imprese, molte delle quali insomma rischiano davvero una chiusura. Sì, purtroppo l'indagine che noi abbiamo fatto su circa 185 imprese segnalava e segnala proprio un trend positivo e abbiamo fatto l'indagine qui nel primo quadrimestre 2022, un trend positivo di crescita sia per quanto riguarda il fatturato e sia per quanto riguarda anche l'occupazione del personale.
con il blocco di settori principalmente che hanno visto questa crescita sono anche in particolare il settore del comparto casa, con i movimenti che ci sono stati di incentivi e di rilancio proprio del comparto, per cui tutte le aziende e settori che lavorano intorno al comparto casa hanno avuto veramente un grande incremento. Questo rischia di essere molto penalizzato proprio a fronte della mancanza di materie, a fronte dei continui cambiamenti delle regole che non se ne può più veramente, perché noi imprenditori siamo abituati a fare un programma a medio e lungo termine e invece qui ogni giorno ci cambiano le regole del gioco e si fa veramente fatica a riuscire a stare in piedi. Per cui manca la cessione dei crediti, mancano le materie prime e mancano le date certe per la consegna dei cantieri. Questo crea ancora un blocco e un problema per le imprese che lavorano nel settore. Ma non solo quelle, anche la manifatturiera è cresciuta, anche con l'export siamo intorno al 7% in più rispetto all'anno 2019. Mancano però sempre gli approvvigionamenti di materiale e di semilavorati che costringono poi le aziende a dover rallentare e fermarsi. Non c'è una volontà delle aziende di lasciare a casa il personale, c'è la volontà di circondarsi di persone qualificate e specialmente perché il mercato oggi richiede sia per noi come imprese artigiane richiede veramente persone capaci e specializzate per i vari lavori che dobbiamo poi realizzare. Per cui anche l'occupazione del personale, che noi cerchiamo anche di stimolare i giovani, diventa importante. E lo facciamo proprio anche attraverso l'alternanza scuola-lavoro, attraverso gli ITS, spieghiamo agli artigiani, spieghiamo ai giovani che gli artigiani non sono gli artigiani di una volta. Un'azienda artigiana oggi ha bisogno di queste competenze, di queste specifiche competenze per quello che richiede il nostro mercato e il giovane viene dentro in azienda da noi artigiani. Attraverso la nostra associazione CNA facciamo un accompagnamento al giovane che riesce a capire veramente che l'impresa artigiana oggi è un'impresa strutturata, ha possibilità di crescita, non è un numero, ma diventa proprio far parte di questa famiglia che noi diciamo proprio a livello artigiano e magari domani sarà anche il nostro futuro imprenditore artigiano. Per cui la difficoltà del personale, la difficoltà delle materie, la difficoltà di questi aumenti di energia ci mette sempre in tensione. Ma noi come associazione, come abbiamo fatto anche durante il Covid, siamo sempre vicini alle nostre imprese, pronti per soluzioni, pronti per metterci in gioco, in discussione proprio per aiutare i nostri artigiani, i nostri imprenditori che ogni giorno io li definisco eroi perché in questo momento qui fare l'artigiano senza sapere il costo o il prezzo del costo del materiale che acquisto, fare un preventivo, lavorare con l'export, con la guerra in corso, con l'uscita del Covid, veramente io credo proprio che li chiamano eroi, penso che se lo meritano. Ecco, Presidente, lei diceva una cosa importante, diceva non c'è la volontà da parte delle imprese di lasciare a casa il personale, che era uno dei rischi, se vogliamo, perché insomma in una situazione di grande crisi ovviamente il rischio è quello proprio di dover lasciare a casa i lavoratori. Lei dice invece non c'è questo rischio. No, per noi artigiani e specialmente per l'impresa artigiana è un investimento sulla persona. La risorsa umana oggi viene messa proprio al centro dell'azienda. L'azienda è fatta di persone, per cui le persone hanno proprio la necessità di trovarsi, scoprirsi nell'azienda, essere valorizzate e l'azienda ha bisogno di persone che valorizzino l'azienda perché facendo così si riesce a crescere e andare avanti. Allora l'imprenditore investe sul giovane, gli fa fare corsi di formazione, lo forma, ha tutto quanto l'interesse di tenerselo e di certo non perderlo o lasciarlo a casa, anche se si è in difficoltà, che magari quella persona in questo momento di contrazione non serve, però noi teniamo duro e cerchiamo che questo periodo passi proprio per avere la ripresa e poi riuscire a occupare il pieno la persona in cui noi abbiamo investito molto e abbiamo dato molto. Ecco, importante, lei diceva anche le ore degli studenti nelle varie aziende proprio per far vedere come si lavora, per avvicinare i giovani proprio a queste attività. Sì, noi come associazione CNA facciamo dei percorsi in alternanza scuola-lavoro con gli istituti professionali, portiamo anche i ragazzi delle medie addirittura a vedere le nostre aziende e cosa vuol dire lavorare su un'azienda artigiana, cosa vuol dire magari essere dentro un ufficio tecnico piuttosto che essere in produzione a fare dei lavori o su un ufficio amministrativo, toccare proprio con mano cosa vuol dire lavorare, cosa vuol dire l'artigianato e questi percorsi li facciamo medie, istituti professionali e anche con l'ITS. L'ITS noi cerchiamo di
così coinvolgere questi ragazzi che fanno il percorso dopo i 5 anni di perito o di istituto tecnico, i 2-3 anni di ITS che devono fare, hanno necessità di fare un tirocinio dentro le nostre imprese. Facendo così riusciamo ancora di più da una parte il mondo dell'impresa artigiana si confronta con i ragazzi giovani, da una parte la scuola, l'università, l'ITS danno la possibilità ai giovani di proprio collaborare e inserirsi nel mondo del lavoro. È una lotta perché dobbiamo sempre cercare ogni giorno di stimolare i giovani e dare ai giovani proprio quella voglia di venire nelle nostre imprese e di capire che nelle imprese artigiane c'è anche un grande futuro per chi vuole proprio seguirlo. Ma noi come associazione proprio lo stiamo facendo a 360 gradi con tutti quanti gli istituti. Ecco, avete fatto queste indagini fondamentali in questo momento difficile perché lo sappiamo, veniamo da 2 anni di pandemia, adesso la guerra in Ucraina ha sicuramente complicato tutta la situazione bloccando l'economia. I numeri più importanti, Presidente, di questa indagine? I numeri più importanti li abbiamo visti sul manufatturiero, c'è stato un aumento per cui questo ci dà una mano, però vediamo una crescita specialmente nelle costruzioni, vediamo una crescita sulla informazione, sulla comunicazione e anche sulle attività professionali, scientifiche e tecniche. Questo va da sé che c'è anche da segnalare il dato del settore dell'ICT che sta creando veramente una grande soddisfazione. Vediamo una diminuzione sulla ristorazione, una diminuzione un po' sul trasporto e logistica, un po' sul commercio, è stato un aumento, ma ci sono delle attività che sul tessile, magari sull'abbigliamento, sulla moda o anche sul calzaturiero l'esportazione è stata un po' penalizzata. Ecco, questo va detto. Il sistema casa la fa un po' da padrona perché c'è un aumento maggiore del 10%, un aumento anche sugli autoriparatori, sulle macchine c'è, anche qui intorno al 10% di più rispetto agli indici degli anni scorsi. L'alimentare è diminuito, come dicevo, il legno è aumentato e anche la meccanica. Sono settori un po' in aumento, ma sono settori anche legati un po' a tutto quanto il comparto. Ecco. Questo la fa un po' da padrona, ma anche con l'export. Le cose che preoccupano di più gli imprenditori invece sono, come dicevo prima, l'aumento un po' dei costi delle materie prime. Sul sondaggio viene fuori che circa il 25% è preoccupato su questa realtà dell'aumento dei costi, sulla difficoltà di trovare proprio la manodopera, come dicevo prima, la manodopera specializzata, siamo circa un 18% sulle indagini che abbiamo fatto. Un'altra voce importante è la difficoltà a reperire materie prime e i semilavorati, siamo circa un 20%, e anche i ritardi delle consegne, perché logicamente questo va a un po' a discapito anche dei lavori o dei contratti già firmati in essere con i fornitori o con il cliente finale, che se non arriva il materiale non posso realizzare il lavoro e non posso consegnarlo, di questo poi magari vengo penalizzato. Ecco Presidente, e qualora questa situazione continuasse a perdurare, insomma la guerra sappiamo non sarà proprio non avrà una soluzione proprio vicina, imminente. Per ora, insomma, come diceva lei, insomma, qualcosa si vede, la difficoltà c'è, però insomma, ci sono aziende che sono in grande difficoltà. Qual è il rischio maggiore se dovesse continuare e se non ci fosse insomma una diciamo, soluzione per calmierare insomma, tutti gli aumenti dei prezzi? Allora, come associazione noi ci auspichiamo, sia come cittadino, come padre, imprenditore, che la guerra venga risolta quanto prima e che la nostra ripresa che c'era prima della guerra e questa anche fiducia poteva esserci prima ritorni quanto a esserci. E come associazione stiamo cercando insieme con le imprese di vedere e di valutare quali possono essere i percorsi da intraprendere qualora invece ci fosse un allungamento di queste problematiche. Sono abbastanza fiducioso su questo perché, come abbiamo visto con il Covid, le imprese nostre sono quelle imprese che hanno saputo reinventarsi, hanno saputo trovare altre fonti di mercato, altra sostenibilità per poter far fronte al periodo difficile che siamo andati incontro con la pandemia. Lo stesso io sono convinto che si riuscirà a fare anche questo percorso qui. Non è facile, perché assolutamente non è facile, ma noi imprenditori siamo abituati
a reinventarsi, a trovarsi poi quelle soluzioni, perché ricordo sempre che il 95% del tessuto lavorativo e economico che sostiene l'Italia è fatto proprio delle nostre imprese artigiane, di 10-11 addetti che lavorano tutto il giorno, che si impegnano proprio per portare avanti l'economia del nostro paese. Per cui abbiamo quella capacità, quella lungimiranza di riuscire anche in un momento difficile come questo, in un momento di difficoltà, e guardare sempre il bicchiere mezzo pieno e cercare di andare avanti. Non è facile, siamo degli eroi, questo l'ho detto anche prima, e noi come associazione siamo vicino, come è stato anche prima con il Covid, stiamo attraversando anche questo periodo insieme alle nostre imprese, ci confrontiamo tutti i giorni per capire quali possono essere le strategie migliori e quali potranno essere i nuovi canali o i nuovi asset per poter continuare a esportare anche in quei paesi che oggi purtroppo c'è la guerra. Come sta già succedendo, ci siamo già spostati con certe imprese e stiamo continuando a dare comunque i materiali e i materie a quei paesi dove c'è la guerra, per cui continuando a garantire il fatturato alle nostre aziende che lavorano in questi paesi e anche poi il lavoro che abbiamo nelle nostre imprese. Ecco, la capacità delle imprese è stato quello di reinventarsi nel momento di difficoltà. Assolutamente sì, l'abbiamo visto molto bene purtroppo con la pandemia che c'è stata e questo ci ha dato una grande opportunità di capire che il problema di uno poi diventa il problema di tutti, e anche in questo momento qua il problema di una delle nostre imprese, di uno del nostro settore poi diventa il problema di tutti, diventa il problema della collettività. Allora noi come associazione siamo vicino e ci reinventiamo sempre e cerchiamo sempre la parte positiva. Non è facile, perché ogni giorno c'è difficoltà, tasse che aumentano, costi di energia che aumentano, metano che aumentano, vediamo le grandi imprese che sono in difficoltà e che lavorano tutti quanti i giorni. Cerchiamo anche adesso delle vie alternative anche per quanto riguarda il costo dell'energia, per cui dare delle soluzioni anche alle nostre imprese di dire magari la macchina quella è vecchia, cerchiamo di far funzionare una macchina nuova o comprare o investire una macchina su un'industria 4.0 in modo tale da poter risparmiare dell'energia del consumo e magari cominciare a fare qualche impianto fotovoltaico in più sopra il tetto per riuscire poi a sfruttare o usufruire della corrente prodotta dai nostri impianti. Facendo così facciamo lavorare anche le imprese del settore, per cui è un aiuto che ci diamo uno con l'altra azienda, ma questo proprio come dicevo prima perché siamo lungimiranti e ci reinventiamo sempre per proprio uscire da questa difficoltà che c'è oggi. Un aiuto importante, Presidente, deve arrivare anche da Roma. Assolutamente sì, stiamo qui che stiamo aspettando, specialmente nel comparto casa, che ci diano delle indicazioni a medio e lungo termine, perché per noi imprenditori, vede, è difficile pensare che mi cambi le regole del gioco dalla sera alla mattina, perché noi imprenditori siamo abituati a fare un piano strategico dell'azienda, fare un programma annuale, mensile, settimanale, però un programma dove poi si riesce a fare delle strategie dell'azienda, comprare il materiale, cercarlo, ma se poi una volta che ho comprato il materiale, sto facendo il lavoro, mi cambia le regole del gioco e mi mette in difficoltà, lì sì, allora si apre una grande difficoltà, perché ho comprato il materiale, sto pagando i miei dipendenti, sono in regola con i contributi, con tutto quello che ci deve essere, e però se poi dopo non riesco a accedere al credito perché sarò nel cassetto fiscale, vuol dire far saltare le aziende. Questo non possiamo permettercelo. Noi giù a Roma, anche con il nostro CNA nazionale, stiamo lavorando molto bene in questi confronti qui e cerchiamo proprio che si riesca quanto prima ad avere anche la quarta sessione del credito e far lavorare ancora di più le aziende, perché diversamente vorrebbe dire tornare indietro ancora prima del 2008. Ecco, Presidente, un'ultima domanda e poi la lascio andare. Si parla però di mancanza sempre di manodopera, di mancanza di personale, mancanza di lavoratori. Voi la sentite questa problematica? Indubbiamente sì, la mancanza di manodopera di lavoratori si sente, in particolare la mancanza di manodopera specializzata, perché oggi anche nelle costruzioni ma anche nella meccanica, tutte quante le nuove lavorazioni, faccio un esempio, se io devo fare un pezzo meccanico al tornio, oggi c'è un tornio a controllo numerico, per cui devo avere la persona che sia capace e che conosca la meccanica, ma che conosca anche la parte di digitalizzazione e di formazione proprio sul computer che utilizza la macchina. Ecco, queste competenze si fa fatica a trovarle, sono competenze che stanno uscendo oggi dagli ITS, dagli istituti,
e noi come artigiani dobbiamo riuscire ad accapararcele, farcele sì che si innamorino le nostre imprese e che lavorano da noi. La manodopera è difficile trovarla, bisogna proprio riuscire a far sì che questa realtà diventi sempre più importante nei confronti delle nostre imprese artigiane. Presidente, io la ringrazio davvero. Grazie a voi, saluto tutti quanti. Grazie, buon lavoro. Grazie anche a voi, grazie. Ora noi ci fermiamo, guardiamo insieme come sarà il tempo nelle prossime ore, e la pubblicità, e poi torniamo in studio. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Bentrovati al meteo. L'anticiclone domina sul nostro territorio. Venerdì 13 maggio sarà un'altra giornata asciutta e calda. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tanto sole, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Più nubi al pomeriggio sui rilievi, ma anche sulle zone pedemontane, con occasionali acquazzoni che saranno possibili fin verso le pianure limitrofe. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 14 e 17 gradi, massime estive tra i 24 e i 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo poche novità. Bel tempo, salvo nel pomeriggio sulla zona montana, dove saranno probabili piogge sparse, in genere moderate. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 24-27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza tra sole e nubi. Nelle ore pomeridiane si formeranno alcuni rovesci o temporali a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 27 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Rieccoci nuovamente in studio, vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qui, che è il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra. Buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. Con lui io vorrei parlare, ma prima vediamo due servizi della questione. L'abbiamo vista anche nel corso di questa edizione degli alpini, delle molestie, insomma, che sono state denunciate da alcune donne a Rimini durante la Giornata Nazionale. Nel corso della trasmissione Focus del nostro direttore Luigi Baciali è intervenuto il presidente dell'ANA Sebastiano Favero, che è tornato proprio sulle presunte molestie, tali sono, insomma, nel condannare fermamente questi episodi. Favero poi ha ribadito la volontà di difendere l'immagine delle penne nere. Stiamo anche valutando, che fra proprio in funzione di questi fatti, le eventuali costituzioni di parte civile, la richiesta di danni, perché chiaramente l'immagine dell'associazione è stata veramente messa, come giusto come avete detto, è stata messa veramente in cattiva luce da comportamenti che, ripeto, non sono e non fanno parte dell'Associazione Nazionale Alpini e dei suoi soci. ANA ha intenzione di andare fino in fondo dopo le segnalazioni di presunte molestie durante la 93esima Giornata delle penne nere dello scorso fine settimana a Rimini, al punto da essere pronta a costituirsi parte civile contro chiunque, alpino o no, abbia recato danno all'immagine del corpo. La volontà è dunque quella di tutelare l'onorabilità, l'impegno, la storia che caratterizzano le penne nere. Ma Favero ribadisce, come già fatto nei giorni scorsi, la vicinanza a chi ha subito le molestie e la ferma condanna per quanto accaduto. Auspica venga fatta luce sugli episodi segnalati, che hanno portato anche ad una petizione online per chiedere una sospensione di 2 anni delle adunate. Se avremo la possibilità di individuare i responsabili, e se questi responsabili sono appartenenti all'Associazione Nazionale Alpini, noi interverremo duramente nei loro confronti. Ma contemporaneamente il presidente ANA chiede che non ci si lasci trascinare da facili generalizzazioni. Quelli che hanno fatto non sono degni di chiamarsi alpini se sono alpini. Certo. Vanno messi da una parte. Favero chiarisce poi che le presunte molestie sarebbero avvenute in momenti in cui la competenza dei controlli non era affidata all'ANA. I fatti che sono successi
non durante i momenti delle manifestazioni ufficiali, perché noi abbiamo una competenza diretta di controllo anche della manifestazione stessa. L'ultima battuta del presidente dell'Associazione Nazionale Alpini riguarda la possibile strumentalizzazione politica della vicenda. ANA non vuole sbilanciarsi e su questo al momento si dice prudente. Però noi su questo fatto, su questo andremo fino in fondo su tutti gli aspetti. I trevigiani contrari all'ipotesi di sospendere per 2 anni le adunate degli alpini, come chiesto dai firmatari della petizione via web. Per colpa di pochi non è giusto che paghino tutti. Sentiamo. Secondo te è giusto sospendere l'adunata per 2 anni? Secondo me sospenderla può essere esagerato, però magari sì, un servizio d'ordine autoregolato che potrebbe essere efficiente, dare una certa sicurezza a tutti, potrebbe essere. Bisognerebbe trovare i responsabili di questo gesto poco civile, perché da parte mia, che ho 2 alpini in casa, non ho mai pensato che gli alpini arrivassero a tanto. Quindi in mezzo sicuramente c'è marmaglia che si aggrega agli alpini, comprando anche un cappello, se lo ficcano in testa e fanno finta di essere alpini. Forse un po' esagerato, comunque va segnalato e chiaramente dei provvedimenti bisogna prenderli, perché altrimenti passa tutto in sordina che tutto è lecito e tutto è così perché ci sono gli alpini ed è una cosa da prendere sotto gamba, invece no, però da sospendere mi sembra un po' esagerato. Penso che siano cose che capitano, che sono molto tristi che capitino, assolutamente, che è molto triste che capitino, ma insomma penso che sarebbe capitato indipendentemente dagli alpini, allora dovremmo farlo per i tifosi, dovremmo farlo per qualsiasi forma di assembramento e altre cose. No, io continuerei a fare una manifestazione che c'è stata sempre, lasciate in pace anche questi poveri alpini, porca miseria. Per me è una bulla, giusto qualcuno che si è messo, ha fatto qualcosa per interrompere queste manifestazioni, queste cose. Prima non è mai successo. Comunque. Per colpa di qualcuno non è che si può sospendere tutto, un po' per tutto. Se i casi sono limitati è anche un peccato proprio fare una sospensione totale. Beh, che sarebbe un peccato che per lo sbaglio di pochi ci rimettano tutti. Quindi secondo me è da pensarci, insomma. Può succedere, è sbagliato, però sì, non è giusto, ripeto, che ci rimettiamo tutti per lo sbaglio di pochi. Sindaco, dunque partiamo da un presupposto, un coro un po' unanime su questo, insomma la gente dice perché sospendere per l'errore, se c'è stato, di pochi, insomma, e la frase che mi è balzata all'occhio quando ha detto perché ci rimettiamo tutti, perché gli alpini sono veramente il corpo di tutti. Sì, beh, credo che si tratti proprio di buon senso, nulla più. Gli episodi vanno circostanziati, vanno visti, vanno esaminati e poi a seconda di quello che verrà fuori da questo esame si vedrà cosa fare, ma nel caso specifico credo che non abbia alcun senso andare a sospendere per 2 anni. Cioè, non riesco a trovare la ratio di questa cosa. Se uno poi dovesse essere recidivo in tal caso, in tal senso, dico, appena se ne fa un'altra poi riprende, quindi non riesco proprio a capire il senso. È vero che talvolta si fanno azioni eclatanti, no, per educarne molti, no? Però in questo caso qua francamente la trovo un po' così campata per aria, anche perché poi è nata in 448, anche sta cosa qua mi perplimena un poco. Casi di presunte molestie, come è stato detto, che quindi devono essere ancora verificate, raccolta firma sul web, sospendiamo la dunata, il tutto in 3 giorni, perché ero là domenica, sono tornato anch'io dalla dunata e posso assicurare che non ho molestato nessuno. Ecco, com'è stata questa? È stata una dunata, insomma, noi le siamo abituati a vederla, l'abbiamo vista, l'abbiamo vissuta, insomma, anche qui a Treviso. Allora, io non voglio giustificare, metto le mani avanti, nel senso che guai a giustificare comportamenti che possano ledere soprattutto le donne. Sappiamo bene cosa succede, ma si aprirebbe un altro capitolo, no? Quindi magari ecco, bisognerebbe forse che
ci fosse una presa in considerazione in più dei casi in cui magari la donna va a denunciare e invece viene presa sotto gamba la cosa, perché poi dopo si arriva alle tragedie vere, no? Quindi faccio questa premessa, quindi assolutamente non è un minimizzare. Però ecco, c'è anche la parte goliardica dell'alpino che insomma, la bella donna all'alpino piace, e quindi magari ecco, a volte un complimento un po' certo. così condito viene preso come molestia. Io spero ecco, che si sappia distinguere la goliardia dall'offesa. Questo è molto importante anche per chi la riceve e può percepirla in maniera diversa. Ecco, mai era venuto sindaco una cosa del genere? No, Nessuna adunata? Allora, oddio, i complimenti coloriti in realtà vengono a tutte le adunate. Ricordiamo che diciamo, voglio dire, una petizione via web allora, per chiedere una sospensione. Arriviamo a 2 anni, no? Così, che tutti sappiamo, è inutile che mi rimetta a spiegare perché lo sappiamo tutti cosa è successo in questi 2 anni. Per cui magari ecco, si è anche un po' esasperati e si tende magari a caricare un po' tutto quanto, quando invece forse sarebbe il caso di essere un po' più leggeri. Ripeto, sempre circostanziando i fatti, perché se c'è stata molestia, se c'è stata violenza, assolutamente vanno condannati, ma vanno condannati coloro i quali hanno compiuto il tutto. Anche il fatto che comunque venga fuori 2 giorni dopo, non lo so, io se dovessi essere vittima di violenza probabilmente andrei a chiedere aiuto subito. Anche ecco, perché si stanno moltiplicando proprio in questi sì, ma quello è un effetto a catena che spesso accade, no? È come quando, vabbè, lasciamo stare che dopo rischio di essere magari polemico. No, in realtà la Dunata per me è stata una gioia come tutte le altre, però questa forse c'era proprio questo bisogno di stare assieme, ritornare alla normalità dopo tanto. Poi dopo, vabbè, vedere gli alpini camminare sul lungomare di Rimini era simpatica come scena, però ecco, no, stati 2 giorni tosti, perché comunque andarci anche da sindaco, non sto parlando solo della parte magari enogastronomica, parlo proprio a livello di corse, di tempi, è stata bella anche quest'anno. Il Presidente Federica prima diceva assolutamente al 100% con gli alpini, ovviamente tutti condannano se ci sono state queste molestie, però dice al 100% insomma la Dunata per noi si fa. Ed è giusto che sia così, anche perché poi Udine, ecco, vederli sfilare a Udine sicuramente dà un'altra suggestione, però c'è anche da dire che magari bisognerebbe ricordare quanto fanno gli alpini anche per la comunità in tempi non di adunata, no? Quindi l'importanza che hanno su tutti i territori e la mano che danno anche a noi sindaci. Ecco, per appunto il comportamento ancora comunque da provare, no? Di alcuni che ci rimettano tutti gli altri che davvero per noi sono fondamentali, perché sono una delle associazioni che ci dà più di tutte una mano. Poi ricordiamo che l'alpino è a sé stante, no? Perché l'alpino solitamente è alpino, donatore avis, è in protezione civile, poi fa parte magari della Proloco, cioè è fondamentale, ecco, per le nostre unità, per cui ecco, mi pare che sia stato ricordato poco anche questo, sì, ok, la parte della Dunata e quindi tutto quello che... Ecco, qualcuno diceva, abbiamo visto nelle interviste dei cittadini, può esserci qualche infiltrato, ma questo c'è in tutte, non solo nelle Dunate degli Alpini, ma un po' in tutte le manifestazioni con i grandi numeri. Bravissima, e bravo anche uno degli ultimi intervistati che diceva, ma allora in tutte le occasioni di possibili affollamenti bisognerebbe poi chiudere le manifestazioni. È vero. Se ci pensate, e sto facendo un paradosso, c'è stata la Treviso in rosa domenica, se fossero successi 2 episodi di molestie, basta, si chiude la Treviso in rosa. Mi sembra abbastanza, ecco, non dico ridicola, però quando si parla di strumentalizzazione, secondo lei? Ma anche lì ormai la strumentalizzazione non è neanche più divertente, perché una volta poteva anche essere motivo per creare
adesso di fatto si tende a strumentalizzare sempre tutto e quindi cioè, diventa poi fine a se stessa. Io credo che alla fine si andrà esaurendo. Chiaramente però, come detto prima, se c'è stato un comportamento sbagliato va punito assolutamente, cioè non si discute, però ecco, sospendere la dunata mi pare eccessivo, proprio inutile tra l'altro. Quindi invece parliamo anche di un argomento che purtroppo è sulle cronache di tutti i giorni, e il suo comune ha anche una strada che è una strada pericolosa. Parliamo di incidenti stradali. Siamo partiti con questa diretta con un mortale in provincia di Verona. Ricordiamo che questa scia di sangue è continua ed è difficile da arginare nonostante i controlli delle forze dell'ordine, nonostante ne abbiamo parlato anche con il presidente Venerandi che diceva insomma facciamo di tutto anche come discoteche, mettiamo le macchine incidentate davanti alle discoteche, gli facciamo vedere dei filmati, ci saranno varie iniziative, eppure questi incidenti sono ricominciati, tanti, troppi morti e troppi giovani. Sì, anche qua bisogna stare attenti a come si parla, perché ahimè si parlava di strumentalizzazione, anche qui a volte vengono strumentalizzate le parole, specie se sono quelle magari di un sindaco. Io, credetemi, è una cosa straziante, perché io non auguro a nessuno di provare la sensazione di parlare con dei genitori o con dei parenti o con degli amici di qualcuno che è mancato sulla strada, perché credetemi non ci si fa l'abitudine, ecco. Sulla Pontebana è inutile che vi dica quanti incidenti ci sono e a quanti sono stato personalmente chiamato, ecco, specie dopo l'evento tragico, quindi ne ho visti diversi morti sulla mia strada. E allora ecco che quando il sindaco dice magari sarebbe da tagliare qualche platano per rendere un po' più possibile alcune vie di fuga, c'è subito la gente che ti dice ma ci sono le ringhiere delle case, poi la macchina si cappotta e poi sì, no, ho capito, però anche lì circostanziamo. Io ho una strada lunga in mezzo ai campi e lì francamente faccio fatica a vedere, poi dopo tutto quello che volete, però ecco, arrivare subito a... Allora dico, bene, perché non mettiamo un autovelox fisso? Ecco che vuoi fare cassa. Cioè ragazzi, la prevenzione è sicuramente importante, la prevenzione siamo tutti d'accordo, però non mi pare che non sia stata fatta o che non venga fatta quotidianamente. Noi abbiamo vigili che vanno a scuola, abbiamo i carabinieri che fanno diverse conferenze, la polizia, la stradale, sono grandiosi. La provincia che adesso sta facendo un progetto, adesso mi ricordo se si chiama quando torna roba del genere, non mi viene in mente il nome. Giannino le discoteche, occhio alla strada, è partita da Spresiano, per cui non è che siamo qua a girarci i pollici. Però ragazzi, bisogna anche essere duri, rigidi. C'è qualcosa che si può fare di più? Nel senso, i fattori principali, ne abbiamo parlato davvero con le forze dell'ordine e anche con il servizio emergenza, sono quelle proprio della disattenzione. Ne abbiamo parlato anche con Venerandi del cellulare, sì, che purtroppo abbiamo detto che insomma è uno delle cose che purtroppo un po' tutti fanno. Forse il bere quel bicchiere in più e pensare magari di riuscire ad essere o di avere quella lucidità, si può fare di più secondo lei? Si può fare sempre di più. Io poi ne ho sentite di ogni, ma sono le stesse cose che dicevo io quando ero più giovane. Attenzione, solo che io ho la fortuna di essere qua a raccontarle le cose, perché in macchina tutti abbiamo rischiato almeno una volta, no? E sai, sento davvero le frasi degli anni 90. Vabbè, ma io quando bevo sono più attento. Sì, anche no. Allora è chiaro che bisogna che tutti assieme si parta con una nuova campagna, ecco, per sensibilizzare. Però è vero anche che non è facile sempre arrivare, quindi ecco che anche le famiglie e le società sportive piuttosto che le associazioni debbono tenere conto anche di questa cosa e nell'attività che fanno, nella vita quotidiana, debbono sempre richiamare
adesso mi sembra brutto dire richiamare all'ordine, ma comunque ricordare che un buon comportamento sulla strada può salvare la propria vita e le altre. È chiaro che adesso noi parliamo più di giovani perché comunque i giovani chiaramente sono quelli che fanno anche più notizia, ma in realtà ragazzi ce ne sono sono persone di tutte le età che perdono la vita sulla strada ancora oggi. Ecco, infatti quello che appunto stavo per dire era che si parla di giovani perché purtroppo il numero poi delle vittime sono purtroppo sempre più giovani, però incidenti mortali anche con persone meno giovani ce ne sono stati davvero tanti anche in questo periodo, tanti nella provincia di Treviso ma non solo, in tutto il Veneto. Abbiamo visto anche l'ultimo in provincia di Verona. Sì, e poi comunque non è un fenomeno che riguarda un'area precisa, ma è piuttosto omogeneo. Ci sono le strade, quelle, che poi sindaco, quelle che sono maggiormente considerate a rischio. Però lì è proprio la legge di grandi numeri, Daniela. Io ho una strada che ogni giorno vede circa 13.000, dai 10 ai 13.000 veicoli in entrata e in uscita, quindi 26.000 veicoli. La legge di grandi numeri. È chiaro che più la strada è trafficata e più sono i sinistri. Ripeto, l'incidente, quello standard in cui c'è il tamponamento piuttosto che così la rottura dei veicoli, vabbè, amen. Quando cominciano a esserci i morti chiaramente bisogna fermarsi. Io devo dire che sto sentendo molto fermento e vedo che si stanno muovendo un po' tutti, no, a livello istituzionale, quindi spero che questo possa contribuire, ecco, a fermare questa escalation che da inizio anno è una cosa incredibile. Questo un po' perché ovviamente dopo le restrizioni, la chiusura, la gente è tornata un po' ovviamente a riprendere le macchine, le moto. Fra l'altro l'estate portano a riprendere le due ruote, che sono quelle purtroppo dove abbiamo visto sempre... Allora, premetto tra l'altro che noi come Spresiano, ma non è un discorso di far pubblicità a Spresiano, ma sia con l'ULS 2 e quindi nella conferenza dei sindaci e sempre con l'assessore Fava, che sta seguendo un progetto all'interno dell'ULS 2 e è sempre lui che lo segue in provincia perché ha le deleghe, quindi diciamo che siamo piuttosto sul pezzo. Ci puoi anticipare qualcosa del progetto? Ma guarda, al di là della sensibilizzazione nelle scuole, c'è anche proprio un passaggio che vorremmo fare con l'azienda, che è quello di dare supporto anche ai familiari delle vittime, perché molto spesso ci si concentra sulla tragedia e non si pensa a quello che lascia attorno, e credetemi che quello che lascia attorno è devastante. Certo. Io ho avuto la fortuna, è brutto dire la fortuna, però ho avuto l'occasione di conoscere Romina Ceccato, che avete avuto anche voi spesso ospite qui, e guardate, credetemi che è una donna fortissima, ma sentire i racconti, sentire le dinamiche, sentire soprattutto le nuove dinamiche che si creano all'interno di una famiglia dopo un evento del genere, se non si è pronti a dare una mano, diventa un'ulteriore tragedia, ecco. Quindi questa è la progettualità. In ordine alle due ruote, io sono l'ultimo che deve parlare perché io adoro la moto, e anche se a quasi 46 anni magari hai una testa diversa e quindi sai già cosa può succedere, li guardi tutti i veicoli, no? Quindi sai già cosa può succedere e non vai via come uno scriteriato, come quando hai 20 anni. Però ecco, è sicuramente pericolosa, però sì, è difficile per uno che ama la motocicletta dire no vabbè, rinuncio. È chiaro che bisogna avere... la speranza è che tutte queste iniziative messe insieme da parte della provincia, da parte delle discoteche, da parte della regione, dei comuni. Insomma, è un fenomeno che non sarà fattibile ovviamente arginare, ma si può insomma in qualche maniera forse salvare anche solo una vita. Ma io l'ho sempre detto che una vita vale 100 vite, quindi non è il numero, ecco, che fa... E adesso invece parliamo di un argomento che
abbiamo visto la irritata non poco che riguarda i cartelli. No. Visto che parliamo di strade, di incidente, ma di fatto, i cartelli stradali che sono stati divelti o manomessi? No. Allora, antivandalici. Sì, questo? Sì, di fatto, ma allora l'atto vandalico, per me la parola vandalico, l'aggettivo vandalico è proprio tanto forte, no? E questo è un gesto vandalico che però secondo me è stato visto come bravata, no? Come così, cosa facciamo? Ci divertiamo. In realtà ieri ero molto, molto arrabbiato e mi spiace anche magari se ho usato dei termini che ieri sera ho visto il telegiornale, sono stato bippato per la prima volta in vita mia. No, mi rendo conto, però ero in giunta tra l'altro e quindi avevo tutti i miei assessori di fronte e ho detto no ragazzi, qua bisogna arrivare giusti perché non va bene. L'altra mattina, quindi 2 giorni fa, andando al lavoro vedo che c'è qualche cartello così, non proprio al suo posto, dico vabbè, capita a volte che... E arrivo in comune e do la notizia all'ufficio manutenzioni. Il pomeriggio trovo l'assessore Mestrinari che mi dice ma sai che ieri sono stato in via Adige a sistemare dei cartelli che erano tutti... cosa succede? Poi rientra Francesco... Girano. Ma allora, alcuni sono girati e sono messi in posizione... È pericoloso oltretutto. Sì, no, ma è pericolosissimo. Altri sono stati abbassati. I nomi delle vie sono stati... Allora, negli incroci sono stati messi dalla parte della via che non corrispondente, per esempio, no? E poi lungo la Ponte Bana, sulla pista ciclabile che da Spresiano va a Visnadello, anche lì sono stati girati quelli dell'area precedenza, e quella lì è proprio una roba folle perché c'è un po' la ciclabile. Certo. Sì. E quindi poi dopo appunto mi è arrivato Francesco, uno dei miei vigili, che mi ha detto guarda, nella zona di via Falcone e via Borsellino, e allora abbiamo fatto 1+1 e lì mi è partito un po' l'embolo, anche perché oggettivamente ci trovate dell'altro da fare, ce ne sono di cose belle da fare. Secondo lei ragazzini, ma sì, ma no, ma non è secondo me, sono ragazzini, sì, ma... Sì, anche perché penso che forse un adulto non avrebbe... tutto questo tempo, diciamo. No, mi ha fatto sorridere stamattina, un po' stemperato, ecco, la rabbia, perché ieri davvero ero arrabbiatello. Il fatto che stamattina abbia chiamato un cittadino in comune mi aveva detto guarda sindaco, ho letto l'articolo sul giornale però io ho visto le mie telecamere di sicurezza e un cartello è stato girato da un gregge di pecore che è passato di fronte a casa. Guarda, ci sta, per l'amore di Dio, quello è corretto, però non mi risulta che le pecore girino in centro, sì, esatto, in centro abitato proprio, tra l'altro via Falcone e via Borsellino sono nei pressi anche della scuola media, per cui è un po', però ecco mi ha fatto... Se no dovrebbe essere preoccupato per le pecore esatto, che girano. dovrei arrabbiarmi con i pastori, ma non, no, poi sono delle pecore acrobate se sono andate su in quelli alti a girarmeli, ecco. Però... Ecco, io allora, sindaco, mi fermo un secondo perché c'è la pubblicità, poi invece volevo continuare questo discorso anche per capire e far capire che c'è anche un costo poi dietro a queste che sono considerate bravate, oltre che sono pericolosissime perché si modifica l'assetto della strada, per cui le persone non vedono più gli automobilisti dare precedenza, quindi è gravissimo. E le chiedo anche, una volta che verranno, se verranno mai identificati, che cosa può accadere. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi torniamo in studio. Bene. Siamo tornati nuovamente in studio per l'ultima parte di questa diretta. Stiamo parlando di quelle che sono state considerate bravate, anche se insomma tanto bravate non sono, perché sono rischiose, quelle di manomettere i cartelli stradali del comune di Spresiano, girarli, insomma si dice probabilmente sono gruppetti di giovani, giovanissimi. Ora ci saranno ovviamente delle indagini, perché ci saranno anche delle telecamere probabilmente che li avranno inquadrati. Che cosa intanto può accadere a questi giovanissimi? Può accadere che il sindaco li denunci, per esempio. Sono successe diverse cose in questi anni. C'è stato chi è andato sul tetto di una palestra, c'è stato chi ha lanciato sassi ed ha rotto i vetri della biglietteria dello stadio. Ci sono state delle cose fatte così, abbiamo sempre beccato chi è stato,
li ho fatti venire in comune da me, abbiamo parlato un po' con loro e con i genitori e si è sempre risolta così la faccenda. In sto caso qua dubito che si risolverà così, magari non arriveremo alla denuncia, però una presa di coscienza seria occorre che avvenga. Poi vabbè, ripeto, ieri ho usato io dei termini che non si confanno sicuramente ad un sindaco, ma credetemi che la frustrazione era tanta, più che altro che poi pensi a tutte le conseguenze che possano eventualmente accadere, come hai ben detto tu. Ma io ieri ho fatto l'esempio dell'ambulanza, è vero che abbiamo tutti i GPS e via dicendo, però controlli tu se la via dove devi girare è la via che ti dice il navigatore. Se non vedi il nome della via magari perdi tempo, e sappiamo che in certe situazioni anche il secondo diventa fondamentale, per cui ecco, questa volta qua, quando verranno individuati, magari non la denuncia, poi dipende anche dal loro atteggiamento sicuramente, e da quello dei genitori che, ahimè, spesso tendono a giustificare, non tutti, perché poi ci sono gran parte, anzi, però quelli che fanno le bravate spesso vengono giustificati, no? E in sto caso qua non mi si venga a dire ma sono stati 2 anni chiusi col Covid, perché questa è un po' la giustificazione. No, però stavolta qua non la accetto, sono io il primo solitamente a usare questa giustificazione anche con gli altri cittadini, magari quando, non so, si ritrova resti di qualche di qualche incontro magari, no, tra amici al parco. Tendi a giustificare e dire vabbè, non hanno avuto luoghi dove andare. Ecco, qua non si tratta di luoghi dove andare, qua si tratta veramente di poca educazione e anche di poca intelligenza. Ecco, perché oltretutto, anche insomma da dire, oltre al rischioso, l'abbiamo detto ampiamente, è anche costoso, perché poi vanno risistemati, sì, e vanno cambiati quando vengono poi rotti, per cui insomma è un costo che in un momento come questo, già di grandi difficoltà per tutti i comuni, certo non c'è bisogno. Ma vedi, al di là adesso del cambiare o meno un cartello, che lì fortunatamente non ce n'erano da cambiare, però anche il fatto di aver avuto un paio di operai che ieri pomeriggio hanno passato delle ore a sistemarli, capite bene che se sono impegnati a sistemare i cartelli non possono più essere impegnati in qualcos'altro, per cui è un po' il cane che si mangia la coda, ecco. Certo. Quindi il costo non sempre magari è così evidente, ma può essere ben calcolato, certo. Ecco, un'altra delle cose di cui abbiamo parlato nel telegiornale durante queste edizioni era proprio quello del disagio giovanile, perché abbiamo visto che c'è stato un aumento, ne abbiamo parlato anche con i carabinieri, un aumento della microcriminalità, un aumento di atti vandalici, proprio nell'ultimo periodo dopo la pandemia. Si dà appunto un po' tra virgolette la colpa, la giustificazione a questi 2 anni in cui i ragazzi sono dovuti rimanere segregati nelle proprie case o comunque a non poter uscire, però questo è uno dei problemi che c'è, che esiste, e non solo perché girano i cartelli a Spresiano, ma perché poi ci sono anche atti davvero veri e propri reati e fatti da minorenni. Adesso abbiamo letto proprio di una notizia di recente dei carabinieri dove un minorenne ha rubato 2 biciclette del costo comunque di 1.000 euro ed è stato identificato mentre stava addirittura rivendendo una delle biciclette. Un problema non indifferente questo. Sì, beh, io credo che si debba anche qui fare un distinguo netto, perché se uno è un criminale al netto del Covid. Il disagio giovanile che preoccupa me è quello della mancanza di relazioni, è quello della chiusura in se stessi, è quello del disagio psicologico. Che non porta però, dice... Io non è che se non ho avuto relazioni per 2 anni vado a rubare, mi pare difficile da giustificare. Se non ho avuto relazioni per 2 anni, magari a mezzanotte, invece di essere a casa, sono al parco con gli amici, certo, che bevo una birra, che poi dopo
sia giusto o sbagliato, non voglio... Certo. Però ecco, quello lo posso giustificare, il fatto che magari ci siano un po' di rumori in più fino a un orario un po' più tardo, ecco, quello per me è giustificare. Uno che va a rubare 2 biciclette, per me è un criminale e come tale è un ladro, scusatemi, e come tale va trattato. Bisogna stare attenti. Ecco, il problema vero è quello del disagio psicologico e psicofisico che si è venuto a creare dopo questi 2 anni. Infatti noi come conferenza dei sindaci, come comitato dei sindaci siamo preoccupati e ci stiamo muovendo molto. Con varie iniziative? Lì purtroppo le iniziative, lì si va in prevenzione e si cerca di arrivare subito, ecco, prima che succedano cose gravi, e ahimè, vedete, ne sono successe anche negli ultimi tempi. Noi sapete che si può arrivare anche al suicidio, ne abbiamo avuto testimonianze anche recenti, e quindi ecco, per noi è il problema, ecco, è questo, che poi uno vada a rubare, quello è incommentabile, ecco, che si possa giustificare con il Covid. Ecco, con la ripresa anche delle scuole ci saranno anche altre iniziative proprio per... Io penso che anche a livello di istituti scolastici ci sia... anche lì siamo tutti piuttosto coordinati, l'importante è avere bene l'obiettivo, poi dopo che lo si faccia in un modo piuttosto che in un altro, l'importante è che sia efficace. Certo. Dunque, insomma, poi sapremo magari chi sarà stato, ovviamente non dicendo i nomi e cognomi, ma a fare questa bravata nel comune di Spresiano. Il sindaco dice che si troveranno, prima o poi si troveranno. Se ve lo dico vuol dire che magari qualcosa abbiamo anche già visto, no? Ecco. Però. Certo. Sindaco, siamo arrivati quasi al termine. Intanto io la ringrazio per essere stato con noi, perché insomma abbiamo potuto parlare di argomenti anche importanti come quelli degli incidenti stradali, che purtroppo è un fenomeno grave e che continua e che ha ricominciato purtroppo in maniera molto violenta in queste settimane, quindi la ringraziamo per essere stata qua con noi. Insomma, speriamo di averla ancora ospite delle nostre dirette. Grazie a voi. Io ringrazio i registi Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo che ci hanno seguito, insomma, minuto dopo minuto, e ringrazio voi per averci seguito. Grazie, arrivederci.